Dicevo, crediamo molto in questa giornata e a dire il vero sempre di più perché dopo alcuni anni possiamo vederne davvero i benefici. È una giornata di incontro con direttori, dirigenti, responsabili, di quelli che chiamiamo soggetti terzi, di quelli che noi identifichiamo come soggetti interessati al mondo e al mercato del lavoro in attinenza ai profili professionali che la laurea magistrale forma. Questi profili professionali che tradizionalmente sono quelli dell'archivista, del bibliotecario e del documentalista, ma che come ormai anche attraverso il nostro piano didattico abbiamo insomma, cercato di mostrare, soprattutto di interpretare in base alle tendenze del mercato, sono in realtà dei profili molto frastagliati che richiedono una grande flessibilità, quindi una grande capacità di assumere competenze, conoscenze, diremmo ibride, ma proprio nel senso positivo anglosassone, quindi conoscenze e competenze che permettano agli studenti di mettersi nel mercato del lavoro, seguendo anche quelle che sono le prospettive e quelli che sono gli orientamenti. E per questo anche oggi abbiamo insomma, chiamato personalità, permettetemi di dirlo, di grande rilievo a livello nazionale, a livello regionale, a livello locale, istituti e istituzioni con le quali in gran parte già collaboriamo e ehm, con i quali rinnoviamo il nostro interesse a collaborare, a partecipare, insomma anche come iniziative, come appunto aperture progettuali. Per i nostri studenti è un momento rilevante, sia come occasioni di tirocinio, come occasioni di svolgimento di tesi di laurea e anche di fatto come indirizzo per definire il proprio piano didattico, che hanno la possibilità da noi di costruire in maniera molto libera. Non c'è un piano didattico fisso, ma ci sono dei blocchi all'interno dei quali insomma, possono selezionare gli insegnamenti ai quali insomma, sono più interessati, quindi sia sull'ambito archivistico, sull'ambito bibliografico, ma anche mescolare i due piani, mescolare il piano degli insegnamenti più tradizionali con quelli più innovativi. Quindi, insomma, per noi anche da qualche anno è stato importante affacciarci al digitale, soprattutto connettere quello che è il patrimonio culturale con le nuove tecnologie. L'abbiamo fatto a livello progettuale e lo facciamo nell'ambito della didattica, connettendo fortemente i due piani, quindi permettendo anche agli studenti di partecipare, poi di formarsi e nell'occasione anche poi di diventare attraverso borse e assegni di ricerca anche dei collaboratori sull'ambito della ricerca. Io vi invito a seguire, non so se possiamo condividere la pagina un attimo dell'UDI. Dovrei aprirla. Che l'avrei fatto dalla parte, ecco, di là. Parlo tu. Allora, intanto io parlo e vi illustro. Vi invito a cercare l'UDI Unibo. L'UDI Unibo è il laboratorio universitario di documentazione e informazione che dal 2021 è stato attivato qua al Dipartimento di Beni Culturali. È un laboratorio che si impernia molto sull'archivistica, la paleografia, la biblioteconomia, la bibliografia, la storia del libro, la storia delle biblioteche, ma è un laboratorio interdisciplinare. Quindi cerca di accogliere, anche il comitato scientifico lo dimostra, di accogliere quelle che sono le istanze, le competenze anche di altri ambiti e di altri settori, però limitrofi o comunque di interesse per lo sviluppo di questo settore. Abbiamo creato questo laboratorio per avere una cornice, per questo che vi invito a navigare nel sito, per avere una cornice di tutte quelle che sono le attività di didattica, di ricerca e di terza missione. Attività, come vi dicevo, per noi sempre fortemente correlate, che ci danno anche modo di collaborare con le istituzioni, in particolare del territorio locale, ma anche nazionale. È un laboratorio all'interno del quale voi vedrete sono presenti anche pubblicazioni, monografie, quindi pubblicazioni occasionali, ma anche pubblicazioni stabili come la rivista Bibliotece.it, che è una rivista di classe A internazionale di questo ambito,
potuto accogliere, oltre che ovviamente i contributi, insomma, di studiosi, ricercatori, anche i contributi degli studenti, anche i contributi che gli studenti hanno elaborato come risultato di laboratori didattici che in parallelo agli insegnamenti negli ultimi anni abbiamo organizzato. Cito questi laboratori perché anche i laboratori sono stati un'occasione per noi importante per accogliere in maniera molto rapida, cosa che i piani didattici per ovvi motivi, le griglie ministeriali non permettono di fare, per accogliere le indicazioni, i suggerimenti che dalle parti sociali ogni anno ci arrivavano. Quindi abbiamo potuto organizzare con ovviamente la disponibilità, la generosità dei colleghi del corso di studio questi laboratori più pratici proprio per rispondere a quell'esigenza anche degli studenti di sporcarsi le mani, passatemi la metafora, su quello che in aula magari viene presentato in maniera teorica e anche di coinvolgerli in progetti che erano attivi nel Dipartimento. Attività di terza missione ne abbiamo fatta tanta, ci ricorderanno anche insomma, per l'impegno durante l'alluvione nel salvataggio e anche nella registrazione di ciò che purtroppo era andato perso presso le nostre biblioteche, i nostri archivi della Romagna. Anche quello insomma, ci ha confermato, insomma, che l'Ateneo ci ha dato recentemente atto di questo, ci ha confermato la nostra capacità di intervento nel territorio e di formare, poi qui chiudo, perché appunto mi piace lasciare la giornata, poi andare avanti con questo pensiero di formare non solo futuri professionisti, ma soprattutto futuri cittadini, quindi professionisti e cittadini con consapevolezza di quello che può significare appunto salvare il patrimonio culturale e quindi trasmettere questa eredità al futuro, anche ovviamente gestendo il presente, quindi creare sicuramente una sorta di ponte tra passato e futuro è fondamentale. Questo dovrà muovere la loro passione sempre come professionisti. Diamo avvio appunto alla giornata, appunto dopo un ringraziamento speciale ai relatori, alle relatrici, sia in aula che in presenza, particolarmente caloroso, perché insomma hanno accolto questa nostra proposta. Appunto Ravenna non è mai città, no, facile da raggiungere rispetto ad altre, ma la presenza anche in aula insomma ci conferma una vicinanza che ci conforta a fare sempre meglio. Allora, la mattinata si svolge in due sezioni, la prima coordinata dalla collega Lucia Sardo, la seconda dalla collega Elisa Tosi Brandi. La mattinata si apre con la sezione funzione centrali e regione, poi prosegue con biblioteche, archivi e associazioni sul territorio. Quindi quest'anno abbiamo deciso di contemplare questi due grandi ambiti, ma fondamentali. Poi rinvio agli studenti invece al pomeriggio alle 15 per la consueta assemblea annuale. Quindi ti lascio la parola. Grazie. Molto bene. Scusate questi passaggi un po' problematici, interromperò la condivisione e vorrei ricordare a tutti i partecipanti che abbiamo iniziato la registrazione dell'evento, quindi verrà registrato probabilmente. Mi si è disattivato il microfono, oggi la tecnologia è imbizzarrita. Probabilmente renderemo disponibile poi sul canale del Dipartimento e sul sito dell'UDI la registrazione. Darei inizio alla mattinata chiedendo alla dottoressa Giubbini di venire al tavolo dei relatori, perché è la prima relatrice prevista ed è la sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato. Data la, come dire, competenza e dati i ruoli istituzionali dei nostri relatori, non sciorinerò il loro curriculum per lasciare invece loro tempo per parlare, ma
come dire, sono professionisti noti a livello italiano e ricoprono, come dire, cariche istituzionali di grande importanza e di grande rilevanza per il nostro settore. Per cui purtroppo dovrò mettere davanti alla dottoressa Giubbini il mio computer perché chi a casa vede. E, no, per il tempo sono io, come dire, che faccio da, come dire, orologio e da cattiveria. Sanno tutti che sono abbastanza rigorosa sui tempi. E di conseguenza chiederò a tutti appunto di rispettare più o meno il quarto d'ora che avevamo deciso in modo tale da consentire a tutti di avere spazio. Prego, lei la parola. Buongiorno a tutti, innanzitutto, soprattutto ai ragazzi, ai colleghi, un ringraziamento particolare agli organizzatori, alla professoressa Fiammetta Saba, alla quale ritrovo a Ravenna, ma abbiamo avuto occasione di lavorare, collaborare insieme già tanti anni fa, e quindi è un ritrovarsi come col professor che adesso non è qui, ma Massimiliano Bassetti, eccoci, con cui recentemente abbiamo collaborato su altre manifestazioni, sempre relative a quello che è il tema centrale, che è quello della tutela, della conservazione, della valorizzazione del patrimonio archivistico, ma a volte anche bibliotecario, perché a volte sono strettamente uniti questi due beni. Allora, io sono qui come un archivista di Stato. Ho qualche anno, quindi alla fine della mia carriera posso dire che ho diretto archivi all'inizio piccoli, poi archivi sempre più grandi, fino ad arrivare appunto all'Archivio di Venezia, all'Archivio Centrale dello Stato. Al contempo ho maturato anche un'esperienza nella vigilanza come sovrintendente archivistico e quindi confrontandomi con quelle che sono le diciamo problematiche della tutela, della conservazione, della valorizzazione di archivi, e spesso le sovrintendenze sono archivistiche e bibliografiche dal 2014, quindi di archivi e biblioteche che sono di enti pubblici, di privati, e soprattutto quando sono privati, soprattutto quando sono di soggetti di una personalità, è molto difficile scongiungere, come vedremo, l'archivio dalla biblioteca. Quindi delle tematiche che ci portano anche poi in un'area molto vasta, che è quello delle problematiche della descrizione, dell'utilizzo degli standard di descrizione e così via. Distinguere cos'è archivio e cos'è biblioteca non sempre è facile. Però per tornare all'inizio, allora, a quello, riprendere un po' l'introduzione della professoressa Saba. Allora, gli archivi, come le biblioteche, ma soprattutto gli archivi, sono beni culturali dal 1970, quando sono entrati nelle competenze, nelle funzioni del Ministero, allora beni culturali ambientali, e è stato ribadito poi dal Codice dei beni culturali che gli archivi, soprattutto gli archivi delle pubbliche amministrazioni, nel momento stesso in cui un archivio viene prodotto, ricevuto da una pubblica amministrazione, è un bene demaniale, bene culturale. Quindi sono soggetti ad una disciplina legislativa e ad una... Ora, per archivi, io ho iniziato a lavorare circa 40 anni fa, quindi a quel tempo, ma soprattutto prima, diciamo, l'archivio era un po' il luogo dell'oblio. Era il luogo dell'oblio, e chi si occupava di archivi, a parte gli archivisti di Stato che avevamo, diciamo, eravamo una casta a parte, perché avevamo conseguito questo per diventare archivisti di Stato, avevamo superato un concorso, ma soprattutto fatto un percorso formativo abbastanza impegnativo, come è previsto anche oggi. Invece gli archivisti cosiddetti protocollisti, quelli che nelle pubbliche amministrazioni adibiti all'archivio, erano di solito quei funzionari, quegli impiegati che avevano problemi comportamentali o scarso diciamo, rendimento nel lavoro, e per cui si mettevano dove? In archivio. Pensate all'archivista rappresentato da Totò, non mi ricordo in quale film, con le mezze maniche, oppure pensiamo a un romanzo di Camilleri, La concessione del telefono, quando dice ci vediamo in archivio, perché in archivio tanto non c'è nessuno, no? E quindi abbiamo questa, diciamo, questo cliché.
Oggi diciamo che è molto cambiato. L'archivista è una figura professionale che crea, organizza un archivio, cioè un insieme coerente di documenti. I documenti di cui si occupa l'archivistico possono essere anche di tanta natura. Innanzitutto possono essere tradizionali, cartacei, digitali, possono essere cartacei ma trattati in modo informatico, quindi un trattamento diciamo informatico di documenti che nascono cartacei, possono essere documenti digitalizzati, nascono cartacei e vengono digitalizzati, oppure documenti digitali. Ora non mi metto certo a definire l'archivio perché non è questo, tutti avete questa definizione. Diciamo che l'attività, la professionalità dell'archivista cambia il suo concetto e viene anche rivalutato, secondo me, come il concetto di archivio, della funzione dell'archivio, soprattutto a partire dal 1990. Allora, agli inizi del 90 ci sono state varie, diciamo, concomitanze, fattori che hanno portato a questo cambiamento. Dunque, abbiamo l'introduzione informatica e telematica nella pubblica amministrazione, in tutti, anche nel privato, anzi nel privato ancora prima, nei sistemi di lavorazione, anche di gestione, di produzione e gestione dei documenti. Abbiamo da un punto di vista legislativo l'importante legge 241 del 1990, la cosiddetta legge sulla trasparenza amministrativa, che ha cambiato completamente il rapporto fra Stato, fra pubblica amministrazione e cittadino. Diventa un rapporto completamente rovesciato, non più unilaterale. La pubblica amministrazione, diciamo, può disporre, ma è il cittadino, la pubblica amministrazione a servizio del cittadino. Questo ha portato a quello che noi chiamiamo la trasparenza. Trasparenza cos'è? Che il cittadino in qualsiasi momento può chiedere conto dell'operato della pubblica amministrazione. Voi tutti conoscete quello che è il diritto all'accesso alle informazioni di un procedimento che vi riguarda. Siete giovani, farete dei concorsi, diritto di accesso ai concorsi, agli atti dei concorsi per capire se si è stati valutati in modo corretto o meno e all'ordine del giorno. Per avere, diciamo, poter dare risposte certe, come diceva la legge, efficaci, efficienti dell'azione della pubblica amministrazione, significa avere le carte, la documentazione in ordine. Cioè, se un archivio, la pubblica amministrazione, che i documenti contengono queste informazioni, le organizza sin dall'origine in modo coerente, razionale, può reperire subito queste informazioni e quindi testimoniare e documentare l'azione amministrativa in modo appunto trasparente. Quindi dal 1941 il legislatore ritorna a parlare, a richiamare la sua attenzione su quella che è la gestione dei documenti. La gestione dei documenti nella pubblica amministrazione era stata per lungo tempo assai poco considerata. Basti pensare che era regolata dal Regio Decreto 35 del 1900, che sarà abrogato solo dal DPR 428 del 1998, che introduce l'obbligo del protocollo informatico per tutte le amministrazioni. Ora, questa lunga vigenza di una disposizione normativa che prevedeva un archivio solo cartaceo, quasi tutto manoscritto, è ovvio che aveva avuto una lunga vigenza ma una grande disapplicazione, perché non era possibile osservare quelle norme. Quindi si torna alla fine degli anni 90 a richiamare, questa attenzione viene richiamata dal legislatore. In concomitanza ci sono, appunto, è possibile anche, cioè ci sono degli sviluppi dovuti all'introduzione appunto delle tecnologie informatica e telematica, per cui c'è una grande evoluzione. Basta pensare nel corso degli anni 90 a tutta la normativa che chiamato Bassanini bis, Bassanini ter, voi non l'avete conosciuta, la potrete conoscere solo come storia del diritto, però questa legislazione che cerca di tenere il passo con l'evoluzione, quindi il riconoscimento del fax
come che aveva valore giuridico rispetto alla precedente. C'è questo correre fino ad arrivare a un importante testo unico che è quello del 2445 del 2000, che è la legge sulla documentazione amministrativa e che prevede l'autocertificazione. Anche questo, l'autocertificazione è già prevista dalla normativa del 68, inapplicata perché non era possibile per le pubbliche amministrazioni poter reperire in modo non oneroso i dati per i controlli. Quindi con questa legge del 2000, questo DPR, che non è una legge ma un regolamento, che per la prima volta il legislatore tratta l'archivio in tutta la sua interezza, dall'archivio corrente fino all'archivio storico, cioè la selezione dei documenti per la conservazione permanente. Quindi è diciamo un riconoscimento del valore della documentazione, delle informazioni che i documenti contengono, quindi della gestione degli archivi presso le pubbliche amministrazioni. Ma ovviamente non è solo le pubbliche amministrazioni, ma anche tutti i privati, che posso pensare, e quegli enti, dalle banche alle assicurazioni, che hanno bisogno di una gestione molto razionale e che anche molto, diciamo, significa anche avere un buon strumento di lavoro e anche un'economicità del lavoro. E questo crea la cosiddetta una nuova figura professionale, che è quella del record manager, cioè dell'archivista che è in grado di gestire, sa di organizzazione, di diritto ed archivio, e quindi con questa preparazione può appunto approcciare un'organizzazione che non è solo dei documenti, ma è anche organizzare i procedimenti all'interno di un'amministrazione, il cosiddetto workflow. E quindi è una nuova figura professionale che è prevista anche dalla legge, perché lo stesso DPR 445 prevede all'articolo 71 che ogni pubblica amministrazione deve avere un servizio archivistico cui è preposto un funzionario dirigente, secondo la grandezza ovviamente dell'ente, che abbia professionalità archivistiche. Quindi questo è, se noi poi passiamo nel settore degli archivi storici, gli archivi storici, la conservazione, la tutela degli archivi storici si è estremamente evoluta. Innanzitutto, noi per lungo tempo, per archivi storici, si pensava solo agli archivi preunitari, diciamo, subito dopo post-unitari, però gli archivi, diciamo, percorso formativo per diventare un archivista era quello delle scuole di archivio, quindi fino agli anni 90, quindi un archivista paleografo, archivista volto agli archivi antichi. C'erano qualche rara cattedra, tipo la Sapienza di Roma, che fu istituita per Casanova nel 1928, la scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Sapienza, qualcosa a Napoli, ma c'era poco questa spinta invece che ha avuto il riconoscimento dell'archivista anche in seno alla gestione degli archivi storici, che non sono più solo gli archivi dei manoscritti, degli antichi atti, ma sono anche gli archivi importanti del Novecento, ha portato alla creazione di nuove professionalità che si devono confrontare tutti con il digital humanities, cioè quella capacità di gestire il digitale. Lo deve saper gestire e conoscere chi si occupa di archivi che nascono digitali, ma anche chi di archivi antichi, non antichi, però archivi per i quali è prevista la riproduzione digitale. E la riproduzione digitale non è una semplice, come sapete, trasposizione di un documento in un'immagine digitale. Ha un trattamento, sia da un punto di vista proprio della conservazione del documento che va trattato, della descrizione poi del documento per la metadatazione, per gestire e reperire questi documenti, sia la metadatazione per quanto riguarda tutto il formato e il modo in cui è stato, le procedure con cui è stato formato il digitale, che ci consentiranno poi di poter conservare e mantenere
questa memoria, perché la digitalizzazione è un processo che comporta un continuo adeguamento, cioè periodico, non continuo, un periodico adeguamento per la possibilità poi di poter sempre consultare questi archivi, stante l'obsolescenza sia di software che degli hardware. Quindi abbiamo nel pubblica amministrazione, cioè diciamo già nel 1990, nel mondo degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche si è affermato prima la creazione di sistemi informativi, il primo Fonagrafe, cioè la rilevazione in formato, diciamo, su database di archivi che sono archivi storici, tutti i dati erano censimenti, tutti gli archivi storici comunali presenti in alcuni territori, per creare questo grande sistema informativo nazionale che era Anagrafe, che poi è stato trasferito, ringegnerizzato in SIUSA. Oggi forse tutti conoscete questo sistema unificato delle soprintendenze archivistiche che sta, diciamo, di nuovo è cresciuta la mia generazione con SIUSA nello studio di questa architettura, di questo sistema. Oggi giustamente viene superato da altri diciamo, sistemi che sono stanno per essere, diciamo, immessi e andranno a sostituire SIUSA, cioè la descrizione di tutto il patrimonio archivistico che non è conservato negli archivi di Stato, mentre abbiamo un altro sistema informativo, SIAS, che ci consente di conoscere tutta la documentazione conservata negli archivi di Stato. Quindi è una gestione informatica di documenti tradizionali. A questo si aggiunge la digitalizzazione di gran parte di questa documentazione, gran parte, ma che comunque continua a essere sempre una piccola parte rispetto al grande del posseduto, che ci ha soprattutto mostrato, è iniziato la digitalizzazione dei grandi progetti nazionali con i progetti Mago agli inizi degli anni 90. Diciamo, abbiamo visto e sperimentato durante la pandemia come il poter disporre di queste risorse digitali e renderle fruibili attraverso il web ha garantito la continuità degli studi quando tutti gli istituti di conservazione erano chiusi, sia le biblioteche che gli archivi. E questo ha determinato poi con i progetti per la nazionale PNRR di poter appunto ci sono tantissimi progetti di digitalizzazione in corso. Quindi la frontiera del digitale, che non è semplicemente una conoscenza informatica, ma che è molto più vasta, perché si deve conoscere appunto la gestione archivistica, consente, è la grande, diciamo, sfida che abbiamo sia per gli archivi storici sia per la gestione degli archivi nazionali. Chiudo con il progetto che si sta elaborando, il cui soggetto attuatore è Archivio Centrale dello Stato, per un progetto PNRR, un valore di 58 milioni di investimento per la creazione di un polo digitale. L'Archivio Centrale dello Stato conserva tutti i documenti che vengono versati dagli archivi delle amministrazioni centrali e tutte le amministrazioni, secondo il CAD, il Codice di Amministrazione Digitale, devono produrre i propri documenti di regola, sono digitali. Quindi la conservazione dei documenti storici che sono iniziati all'inizio del 2000, che sono digitali, dovranno confluire in depositi che non sono più i depositi, diciamo, della carta, ma sono depositi del digitale, e questo avviene anche per tutti i 100 archivi di Stato che sono sul territorio nazionale. Quindi è la creazione di un grande deposito digitale per tutta la memoria nazionale, cioè delle amministrazioni dello Stato, che sarà, diciamo, il progetto, il prototipo dovrebbe essere consegnato ora con le dovute proroghe a dicembre 2026, e quindi è la grande realizzazione e grande impegno dell'amministrazione archivistica, che ovviamente fa un po' da apripista anche per le amministrazioni locali e anche per il privato. Con questo di nulla. Grazie davvero. E adesso
Ringrazio la nostra relatrice in presenza. Adesso, come dire, cercheremo di sfidare lo spazio-tempo e il digitale, perché mi auguro l'audio del mio computer sia in grado di reggere. E vediamo, chiedo alla dottoressa Veninata, direttrice dell'Istituto Centrale degli Archivi, se gentilmente può provare a parlare, vediamo se si sente. Sì, mi sentite? Un attimo, Chiara, che alzo al massimo il Sì. volume del mio computer, perché ovviamente è l'unica cosa che possiamo fare in questo momento, perché il tecnico sta lavorando alacremente. E a questo punto vi faccio vedere la dottoressa Veninata dal video del mio computer per chi è in presenza, e quindi, come dire, noi cerchiamo sempre di adattarci a tutte le situazioni, siamo oltre la Certo. resilienza. Cercherò di parlare ad alta voce, di urlare. E niente, in ogni caso sarà è registrato, quindi se non sentiamo bene adesso risentiremo. Lascio la parola alla dottoressa Veninata. Grazie Chiara per essere presente, prego. Grazie a voi per l'invito, e mi dispiace non essere presente lì con voi, non solo perché Ravenna è una città meravigliosa, ma perché di solito mi piace partecipare di persona a questi eventi, ma non ho potuto, me ne scuso. Vi saluto tutti, sono la direttrice dell'Istituto Centrale per gli Archivi, anzi sono l'orgogliosa direttrice dell'Istituto Centrale per gli Archivi. È un istituto che dipende funzionalmente dalla Direzione Generale Archivi, è uno dei più giovani istituti centrali del nostro Ministero. Hanno una tradizione molto più lunga e prestigiosa della nostra, l'istituto diretto da Giuliano Genetasio, che sentirete tra poco, che si occupa di biblioteche, e anche l'Istituto Centrale Catalogo e Documentazione, che si occupa di tutti i beni culturali che non sono archivi e biblioteche. Ma seppur giovani, ormai siamo dotati di una certa storia, che cercherò brevemente di raccontarvi. Essenzialmente le funzioni dell'Istituto Centrale per gli Archivi sono quello di curare la gestione, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi archivistici di livello nazionale. Questo viene fatto sotto le direttive della Direzione Generale Archivi. Ci occupiamo anche di formazione specialistica sui temi del digitale, sempre applicato agli archivi, e in generale curiamo la formazione anche sui nostri sistemi informativi e sui progetti di digitalizzazione degli archivi. Facciamo anche consulenza agli organi periferici del Ministero, quindi agli archivi di Stato e alle sovrintendenze, che ci consultano quando svolgono i loro progetti, essenzialmente anche qua di digitalizzazione e di convergenza verso quest'unico sistema informativo. Nell'ambito dei sistemi informativi del Ministero curiamo il sistema nazionale, il sistema informativo archivistico nazionale, che ha avuto anche un'evoluzione che adesso cerco di raccontarvi brevemente per darvi l'idea di che cosa è un po' il lavoro che viene perseguito dai funzionari dell'Istituto Centrale per gli Archivi. Nel passato l'ICAR ha curato e gestito molti sistemi informativi, in quello che secondo diciamo una visione che viene anche definita qui all'interno di particolarismo digitale, cioè c'è stato un proliferare di sistemi informativi archivistici che hanno tutti una loro storia, una loro ragione, ma di fatto hanno un po' finito per disorientare gli utenti in un certo senso. La storia dei sistemi informativi archivistici infatti vede una frammentazione che può essere riassunta essenzialmente in una grande biforcazione iniziale, cioè c'erano sistemi informativi per gli archivi di Stato, per la descrizione del materiale documentario conservato negli archivi di Stato. In questo senso l'ultimo era proprio il SIAS, Sistema Informativo degli Archivi di Stato. Precedentemente c'era stato anche il Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani, che era un po' il primo sistema informativo che traeva origine dalla
carta, c'era una trasposizione in sistema informativo di 4 volumi storici, per chi si occupa di archivi li conosce benissimo, sono 4 volumoni blu della guida generale degli archivi di Stato italiani. Successivamente era stato fatto il sistema informativo del Stato. A questo si affiancava invece un sistema informativo per le sovrintendenze archivistiche citato prima dalla dottoressa Giubbini, era il SIUSA, proprio Sistema Informativo Unificato delle Sovrintendenze Archivistiche. In parallelo, per non farci mancare la complessità, erano stati curati una serie di cosiddetti portali tematici, cioè relativi a particolari tipologie di documentazione. Quindi nascevano portali sulla documentazione catastale, che erano cosiddetti portale territori, sugli archivi di imprese, sugli archivi della moda, sugli archivi degli architetti, un portale Verdi dedicato alle carte dell'archivio Verdi e in generale agli archivi musicali, un sistema dedicato agli archivi sonori, cioè essenzialmente audiovisivi, ma soprattutto audio, che era il portale dal titolo felice Ti racconto la storia, con essenzialmente interviste a capi di gabinetto, archivisti che avevano erano stati, diciamo, attivi quando gli archivi dipendevano ancora dal Ministero dell'Interno, quindi per tracciare e raccontare un po' quella parte di storia degli archivi e altre interviste, o carte da legare dedicato agli archivi degli ospedali psichiatrici, o Antenati, il portale Antenati, che tra l'altro è quella che dico io sempre, la nostra nave ammiraglia, perché è uno dei portali più consultati dell'amministrazione archivistica e diciamo in generale anche del Ministero, ha circa 4 milioni di utenti con un tempo di permanenza sul web enorme, quindi cioè, circa 40 minuti, tempo di permanenza medio, quindi per la ricerca genealogica, quindi è documentazione essenzialmente di stato civile, registri di nascite, matrimoni e morte, quindi è molto consultato in 7 lingue, consultato da tutte le parti del mondo. Questa frammentazione, come vi dicevo, ha disorientato l'utente che diciamo, trova l'informazione sparsa in uno di questi portali o può non trovarla affatto. Con l'idea quindi di agevolare un po' l'utente nella sua ricerca e anche con la necessità di razionalizzare i costi anche non soltanto finanziari, anche i costi umani, di risorse umane che sono necessari per la gestione di tutti questi sistemi informativi, l'ICAR ha avviato ormai dal 2022, ma è ancora in corso, non è ancora terminata, una revisione e razionalizzazione dei sistemi informativi unificandoli, quindi a prescindere dai soggetti, siano archivi di Stato o sovrintendenze archivistiche, unificare un unico portale sia gestionale per la descrizione da parte degli archivisti, sia poi un portale pubblico di consultazione che sarà Archivi Nazionali, agevolare l'utente nella ricerca, quindi l'utente non è più tenuto a sapere se un documento sta in un archivio statale o un archivio non statale, quindi modificando la sua ricerca in uno dei due sistemi, ma in questo senso avrà un'unica interfaccia di accesso a archivi nazionali in cui peraltro potrà accedere a tutte le informazioni che erano presenti prima nei portali tematici. Questa è la grande sfida che adesso abbiamo raccolto come ICAR, grazie anche al fatto che sono arrivati, cioè questa sfida è possibile anche perché sono arrivati nuovi funzionari archivisti dall'ultimo concorso che stanno supportando il veramente sparuto gruppo di funzionari storici dell'ICAR e quindi diciamo è tutto possibile grazie a questo. Un'altra cosa che ci aiuta è un po' il cambio di visione in generale che è in atto nel nostro Ministero, agevolato sicuramente dai grandissimi finanziamenti che sono arrivati grazie al PNRR.
ovvero questa nuova visione che ci porta a integrare i sistemi il più possibile tra loro, sfruttando sistemi già esistenti, che sono stati ovviamente anche questi creati con risorse pubbliche di tutti noi, quindi senza replicare questi strumenti, anche laddove questo affidarsi ad altri può essere faticoso, perché appunto non hai il controllo di tutto, ti devi un po' fidare di quello che stanno facendo altri istituti, ma è sicuramente un meccanismo in linea di principio virtuoso. È così, ad esempio, che il SIA, quindi il sistema informativo archivistico, questo che sostituirà questa miriade di sistemi già esistenti, non ha una sua componente di teca digitale, quindi non ha questo modulo software grazie al quale banalmente si caricano le risorse digitali per poi renderle disponibili anche agli utenti, ma integra la teca sviluppata dall'Istituto Centrale per la Digital Library, che è stato di fatto l'istituto che ha avuto il grandissimo finanziamento sul digitale della cultura in ambito PNRR, un finanziamento di 500 milioni di euro. Tra le varie realizzazioni di questo istituto, quindi anche la teca è stata sviluppata e l'ICAR ha scelto di integrarla nei propri sistemi, ripeto, non senza fatica, ma con questa convinzione che bisogna un po' andare in questa direzione, anche perché grazie a quei finanziamenti che l'ICAR storicamente, ad esempio, non ha mai avuto, a parte storicamente nessun istituto ha avuto questi finanziamenti così ingenti, quelli che sono arrivati dal PNRR, ma diciamo anche grazie a questi finanziamenti, a parte di questi finanziamenti, la teca sviluppa una serie di funzionalità sulle risorse digitali di cui gli istituti poi beneficiano di conseguenza, ad esempio una serie di strumenti afferenti all'utilizzo dell'intelligenza artificiale sulla documentazione digitalizzata sono assolutamente interessanti per noi. Vi faccio soltanto un esempio per quello che verrà integrato nei nostri sistemi quando sarà reso disponibile. Ad esempio la possibilità non soltanto di avere una trascrizione automatica degli inventari, quindi degli strumenti di ricerca che noi vediamo in formato PDF, quindi come immagini di strumenti di ricerca che normalmente vengono consultati nelle sale studio. Questi strumenti di ricerca verrà fatto l'OCR, quindi il riconoscimento ottico dei caratteri, verranno evidenziate automaticamente le entità, ad esempio i nomi, i luoghi, le date, eccetera. Sarà possibile anche riconoscere la struttura del documento, arrivando addirittura a proporre una sorta di markup in linguaggio XML, un linguaggio di marcatura che serve poi per trasporre questi strumenti così digitalizzati, farli evolvere automaticamente in dati elaborabili dal sistema informativo archivistico, quindi dati su cui è possibile fare la ricerca e dati che potranno anche essere ulteriormente arricchiti all'interno del sistema informativo archivistico. Non è soltanto questa la possibilità, ad esempio ci sarà la possibilità di fare il text to speech dei testi, quindi sia delle descrizioni archivistiche sia dei contenuti delle digitalizzazioni, quindi pensate al discorso sull'accessibilità per i non vedenti che potranno così consultare, anche leggere in qualche modo, ascoltare i documenti, le traduzioni automatiche, gli abstract, quindi i riassunti automatici, insomma quelle cose che abitualmente noi facciamo anche sul web grazie all'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, a cui un po' più o meno ci stiamo abituando tutti. Questo si cercherà di integrarlo anche nel sistema informativo archivistico, fino ad arrivare anche a soluzioni in qualche modo divertenti, come ad esempio nel caso degli archivi musicali, la possibilità di leggere lo spartito e suonarlo, cioè farlo suonare a questi agenti software. Questo più o meno è l'ambito in cui l'ICAR si sta muovendo. Ripeto, adesso ho raccontato così brevemente, mi accorgo che sembra una favola felice, invece è una favola molto, molto faticosa. Il lupo è in agguato
ad ogni angolo, però stiamo lavorando per questo. L'ultimo capitolo, il più recente, mi rifaccio anche a quello che diceva la dottoressa Giubbini, è cercare di integrare sempre in questo processo virtuoso di riuso di componenti software disponibili, riuscire a integrare quello che si sta facendo con il polo di conservazione digitale dell'Archivio Centrale dello Stato, anche destinatario di un finanziamento ingente del PNRR di 58 milioni di euro, cercare di integrare le funzionalità del SIA, del Sistema Informativo Archivistico, del portale Archivi Nazionali, che dovrebbe essere in linea a luglio, entro giugno in realtà, quindi diciamo dal 1° luglio 2026 dovrebbe essere in linea, e una serie anche di servizi agli utenti, come ad esempio la richiesta di riproduzione, la richiesta di copia autenticata, il rilascio dell'autorizzazione per pubblicazioni o per uso di immagini a fini lucrativi, che è un modulo di servizi al cittadino che è integrato nel SIA, ma che è un modulo a parte che si chiama Sala Studio. Tutto questo sistema verrà messo a disposizione anche del polo di conservazione digitale, affinché il cittadino possa interagire con la documentazione digitale conservata a lungo termine nel polo di conservazione digitale attraverso gli strumenti a cui speriamo si abituerà presto, e che sono quelli messi a disposizione dall'amministrazione archivistica e gestiti dall'Istituto Centrale per gli Archivi. Io, Chiara, Lucia, non so se grazie. sono Mi andata troppo senti? veloce, se sono... Perfetto. No, più che altro mi senti? Io sì. Perfetto, questa era l'ultima prova tecnica che dovevamo fare, quindi funziona tutto, e anche se siamo un po' in ritardo, 1 minuto, forse anche meno, di parole alla professoressa Sabba, che voleva salutare, poi lascio la parola a Giuliano Genetasio. Certo, Prego, grazie. Fiammetta. Volevo salutarla molto rapidamente, Chiara, per non rubare tempo, ma ci tenevo anche perché mi dai modo di ricordare che ho messo prima che noi ci siamo conosciute attraverso le Summer School che abbiamo organizzato qua, non mi ricordo che anno fosse, 1800. però insomma esperienze di Summer School, dell'Ink Data, ne abbiamo fatte tante, biblioteca digitale, web archiving, eccetera, e un'occasione è stata quella, quindi questo anche per dire che anche le varie situazioni didattiche che creiamo in parallelo extra corso di studio si rivelano già, oltre questa occasione, insomma, come propulsori di relazioni personali professionali che poi continuano nel tempo, e quindi insomma l'occasione anche per farti i complimenti. Grazie Fiammetta, grazie Ciao mille. Chiara. Ciao Chiara. Arrivederci. Ciao Giovanna. Ciao Lucia. Usciamo dal mondo degli archivi ed entriamo con il dottor Genetasio, che ringrazio per la partecipazione, nel mondo delle biblioteche, in particolar modo nel mondo dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, di cui Giuliano Genetasio è direttore. E come dire, ancora i complimenti per la direzione. Siamo, come dire, come mondo delle biblioteche molto lieti di questo, e come dire, lascio a lui la parola, chiedendo appunto il rispetto del quarto d'ora per cercare di stare nei tempi per tutti. Grazie. Ok, allora grazie, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro, grazie per il vostro invito. Cerco di parlarvi brevemente dell'attività dell'istituto. L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane, ICU, è un istituto autonomo del Ministero della Cultura, il cui scopo principale è coordinare, promuovere e gestire il catalogo e la rete del Servizio Bibliotecario Nazionale, cioè SBN. L'ICU nasce nel 1975, subentra a un preesistente Centro Nazionale per il Catalogo Unico, istituito nel 1951. L'istituto svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico, formazione, divulgazione nel censimento, nei settori del censimento, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentario nazionale. In particolare tutte le funzioni e i nostri, diciamo, servizi e prodotti. In particolare, 1. L'ICU coordina, promuove e gestisce il catalogo e la rete di SBN,
come già detto, e anche in particolare dei servizi di prestito interbibliotecario e fornitura dei documenti, quindi il SBN. SBN è una rete di reti, cioè una struttura composta da un indice centrale, una base dati centrale e da più di 100 poli bibliotecari che a loro volta raggruppano più di 7.000 biblioteche, pari a circa poco più della metà delle biblioteche italiane, quindi è la rete più grande di biblioteche in Italia, non è l'unica, ma la più grande. Ci sono poli che raccolgono poche biblioteche, 2-3, poli che ne raccolgono 400-500, bisogna vedere, diciamo, in base al polo, alcuni hanno natura territoriale, altri hanno natura tematica, bisogna vedere. Sebbene il coordinamento di SBN sia una funzione esclusiva dell'ICU, la gestione è condivisa con i poli, non potrebbe essere altrimenti, che coordinano le biblioteche aderenti, forniscano formazione di base e sono responsabili ultimi, direi, della qualità del catalogo. Naturalmente lo strumento di maggiore visibilità della rete è l'OPAC SBN. Tuttavia l'OPAC rappresenta solo l'interfaccia pubblica di ricerca di un'architettura informatica più complessa, che come ho detto è composta da un indice centrale e dalle basi dati dei singoli poli bibliotecari. Poi 2, seconda funzione, l'ICU coordina, promuove e gestisce diverse altre basi dati nazionali. Tra queste Manus Online per il censimento dei manoscritti, Edit 16 per le Cinquecentine, ovvero, sicuramente lo sapete, ovvero i libri pubblicati nel Cinquecento, Alfabetica, che è un portale di ricerca pensato per un'utenza più generalista, e che permette di interrogare contemporaneamente i dati di OPAC SBN, Manus Online ed Edit16, e poi c'è un database anagrafico che è l'anagrafe delle biblioteche italiane, che raccoglie tutti i dati anagrafici, indirizzi, eccetera, delle biblioteche italiane appartenenti o anche non appartenenti a SBN. Poi 3, l'ICU gestisce i procedimenti di conformità a SBN degli applicativi di gestione delle biblioteche e degli applicativi di polo. In particolare l'ICU propone anche un proprio applicativo di polo distribuito gratuitamente, che in passato è stato SBN Web, oggi è il più moderno SBN Cloud. 4. L'ICU promuove e coordina l'elaborazione di normative nazionali e diffonde, nonché traduce norme standard internazionali, con l'obiettivo di garantire l'uniformità del catalogo e la produzione di strumenti bibliografici di controllo. Attualmente le regole di catalogazione sono le RECAT, regole italiane di catalogazione. L'ICU inoltre è molto attivo nell'attività di traduzione standard e anche di testi di rilevanza bibliografica internazionale. 5. Dal 2009 l'ICU è Agenzia Nazionale per l'Assegnazione del Codice ISIL, che è un codice che identifica, diciamo, istituti, biblioteche, ma anche archivi, standard di cui ha curato anche la traduzione. Più recentemente è diventato anche agenzia di registrazione ISNI. Cos'è l'ISNI? L'Internet Name Identifier, che è utile ai fini dell'autore di control. L'autore di control cos'è? Lo saprete benissimo, ma è fondamentalmente il controllo terminologico delle entità bibliografiche presenti nei cataloghi, persone, opere, soggetti, ma in realtà travalica il semplice ambito bibliografico, perché l'autore di control è una cosa che riguarda anche l'universo archivistico. Poi 6. L'ICU coordina il monitoraggio dei progetti di digitalizzazione e cura la pubblicazione e fruizione delle risorse digitali. In particolare gestisce il portale Internet Culturale. Su questo vado più veloce. Gestisce Internet Culturale, che raccoglie le digitalizzazioni di tutte le biblioteche italiane. Gestisce anche un repository digitale che è la Teca Digitale Italiana, e poi c'è il servizio aggregatore digitale che integra le risorse della Teca Digitale con i dati di SBN.
7. L'IQ cura attività di formazione nei vari settori di competenza, quindi catalogazione, protocollo SBN, authority control, eccetera, e organizza corsi sia in presenza che a distanza. 8. L'IQ partecipa a diverse associazioni internazionali come il CERL, l'IFLA, naturalmente, International Federation of Library Associations and Institutions, e Blida e altre, e a progetti internazionali dedicati alla diffusione dell'informazione e alla digitalizzazione, tra cui è europeana la Digital Library europea. Proprio relativamente a Europeana, l'ICCO gestisce Cultura Italia, che è un portale, diciamo, che è l'aggregatore nazionale delle digitalizzazioni provenienti da tutti gli istituti culturali italiani, che vengono poi riversate su questa Digital Library europea, e anche del portale 1418, documenti e immagini della Grande Guerra, anch'esso riversa su Europeana. 9. L'ICCO partecipa inoltre a progetti europei di rilevanza culturale, attualmente Musei IT, che è un progetto dedicato alla fruizione più accessibile del patrimonio culturale, e sempre a livello europeo gestisce un centro di documentazione europea dedicato ai programmi internazionali bibliotecari, CDE OPIB, che è anche aperto al pubblico. Chi volesse venire all'ICCU può venire, diciamo, una piccola sessione dell'ICCU, il CDE OPIB è aperto al pubblico. 10. Infine, l'ICCU promuove e organizza convegni e mostre di carattere nazionale e internazionale sui temi connessi ai propri compiti istituzionali, ed è anche editore delle proprie attività. Tra l'altro, norme, linee guida, traduzioni. Tra l'altro è anche curatore ed editore di Digitalia, rivista del digitale nei beni culturali. Quindi a questo punto passo un po' a parlarmi del mio ruolo di direttore dell'ICCU. L'ICCU è un istituto centrale, quindi ha un carattere, diciamo, tecnico, ha forti valenze tecniche e scientifiche. Questo significa che il mio ruolo di direttore si articola su 2 piani. Da un lato comprende le funzioni più probabilmente amministrative, quindi rappresentare legalmente l'istituto, adottare i provvedimenti amministrativi, presiedere il consiglio di amministrazione dell'ICCU, sottoporre i bilanci al collegio dei revisori e al consiglio stesso. Dall'altro c'è un ruolo più scientifico di indirizzo, quindi programmare assieme ai funzionari dell'istituto, coordinare, in alcuni casi svolgere direttamente le attività scientifiche dell'ICCU. Questo include per esempio la pianificazione delle attività di formazione, la gestione dei contratti necessari al funzionamento e allo sviluppo di SBN e delle altre basi dati, nonché l'organizzazione delle diverse iniziative dell'istituto, come convegni, accordi, missioni dei funzionari in Italia e all'estero, quindi viaggi. Il direttore inoltre ha un ruolo di supervisione nella comunicazione istituzionale dell'istituto, quindi noi abbiamo un sito web, abbiamo una newsletter, curiamo anche i social media, perché oggi occorre curare anche i social media, Facebook. Tra le sue responsabilità rientrano anche la presidenza del comitato tecnico scientifico, il coordinamento della rivista Digitalia, di cui sono direttore responsabile, e la partecipazione alle principali sedi di confronto internazionale, tra cui le conferenze annuali dell'IFLA, a cui partecipo personalmente. In chiusura vorrei un po' parlarvi, so ancora qualche minuto, vorrei parlarvi brevemente un paio di minuti. Un paio di minuti, brevemente, del mio percorso professionale. Io ho studiato filosofia, che è una laurea che è non tecnica, ma che apre sempre la mente, ed è una base necessaria, diciamo, ma sicuramente non sufficiente, però molto utile. Poi ho continuato con un master di secondo livello in catalogazione con il professor Mauro Guerrini all'Università di Firenze. Ho proseguito con un dottorato di ricerca. Nel frattempo ho iniziato a lavorare presso una nota libreria commissionaria italiana e ho iniziato a fare concorsi. Il salto l'ho fatto, diciamo così, nel 2017, quando ho vinto il concorso per funzionario bibliotecario alla Biblioteca Nazionale di Roma. Ho proseguito lì, poi nel 2023 ho fatto il concorso per dirigente e l'ho vinto, e dal 2024 sono direttore dell'ICCU.
Ecco, in chiusura proprio vorrei dirvi che vorrei rivolgermi agli studenti per dire che naturalmente la formazione biblioteconomica e archivistica è fondamentale, il sine qua non, ma se vorrete arrivare a livelli elevati e apicali della professione è necessario ineludibile formarsi sul diritto e in particolare sul diritto amministrativo. Questo lo avete anche inteso un po' dall'intervento della dottoressa Giubbini che vi ha citato tante normative amministrative. Per superare un concorso vi dirò che è essenziale la conoscenza anche del diritto amministrativo. Ah, e infine voglio dirvi che l'ICU è molto aperta a tirocini, dietro accordi con le università, noi siamo lieti di accogliere, diciamo, fino a 2 tirocinanti alla volta che spesso vengono impiegati in attività di authority control, che ho già menzionato, ma volendo anche altro. Ecco, questo è tutto. Grazie e buona continuazione. Al direttore dell'ICU per la presentazione dell'istituto, ma anche per come dire, le esperienze personali di cui sicuramente gli studenti ci auguriamo facciano tesoro. Grazie ancora personalmente per la partecipazione e chiederei a questo punto al dottor Leombroni di venire al tavolo dei relatori e ringrazio ancora Giuliano per la partecipazione. Passiamo, come dire, dallo Stato alla Regione e lascio la parola chiedendogli di venire un po' più verso di me, nonostante il microfono sembri posizionato bene, dobbiamo stare vicini. Mi sentite? Spero che ti sentano bene, ma sicuramente in aula ti sentono, online sentono e quindi... Vedo, ma voi siete... dirigente dell'area biblioteche e archivi del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna per chi fosse rimasto in una caverna negli ultimi anni. No, ma io ho avuto una carriera molto, molto variegata perché la maggior parte della mia carriera l'ho passata nei cosiddetti enti locali, in particolare nella provincia di Ravenna, quindi qui dove voi siete, e in una provincia di Ravenna che quest'anno compie 40 anni per una cosa particolare che vi tocca e che tocca anche Giuliano Genetasio che prima ha parlato, e cioè 40 anni fa, a memoria, io non c'ero, ma il 17 aprile dell'86 fu inaugurato la rete, anzi allora era il Polo Bibliotecario SBN di Ravenna. Questo per dirvi che dove l'università in cui studiate è insediata in un'area che è stata repulsante. No, è stato un po', ha fatto parte dei pionieri di quello che adesso è il Servizio Bibliotecario Nazionale. E fu il primo, questo 6 anni dopo, fu il 7, il primo febbraio del 93, invece l'Icero migrò, chiamiamo così, fu il primo polo nella rete nazionale, il primo polo di biblioteche pubbliche, cioè di biblioteche degli enti locali. Detto questo, io vorrei dirvi alcune cose sul ruolo della regione che possono interessarvi e che forse intersecheranno la vostra attività futura. Ora, il primo ente cui voi pensate, naturalmente, questo nel comparto delle biblioteche pubbliche, sono i comuni. La regione ha un ruolo diverso, diciamo che grosso modo vi può riguardare per 2 aspetti. Uno è come ente. Come ente la regione ha essa stessa delle biblioteche, ma non sono come in altre parti del nostro paese, ad esempio
nel centro-sud, in particolare nel sud, dopo le ultime riforme istituzionali, regioni gestiscono direttamente delle reti bibliotecarie, penso alla Puglia, ad esempio, se c'è qualcuno di voi che viene dalla Puglia. Qua non è così, sono proprio biblioteche dell'ente, in genere nate come strumenti, servizi di supporto all'attività nei vari settori, e in particolare raccolte anche attorno a quella che è forse l'anima delle regioni, cioè la potestà legislativa, e quindi attorno alle assemblee legislative. La regione ha anche una biblioteca invece che a voi molto vicina, perché è specializzata nelle discipline del patrimonio culturale, ma questo perché questa regione ha avuto storicamente una caratteristica specifica, cioè era dotata di un istituto per i beni culturali, questo dal 74 al 2020, quando l'istituto beni culturali è stato soppresso e ciò di cui si occupava è stato, come si dice, assorbito dalla regione, quindi svolto dal corpo, anch'esso fortemente connotato dal lato amministrativo della regione. Però quella mediateca, si chiama Mediateca Guglielmi perché è intitolata a uno dei direttori, primo direttore dell'IBC, è rimasta. Da questo punto di vista potrebbe essere che negli strumenti ordinari di reclutamento, cioè i concorsi, qualcuno possa. Poi c'è il settore patrimonio culturale, che è la casa in cui è confluito l'Istituto Beni Culturali. E qui ci sono, credo ancora a differenza di altre regioni il cui organico nel settore è più ridotto, qui ci sono funzioni tecniche. Occuparsi patrimonio e servizi culturali in senso ampio vuol dire che ci sono chi si occupa anche di attività culturali, la regione, quindi questa è la parte del teatro, del cinema, ma credo non sia quello che viene per cui voi studiate. La parte del patrimonio culturale naturalmente racchiude biblioteche, archivi, musei e nuove espressioni del patrimonio culturale, perché queste sono molto dinamiche. Una grande studiosa francese, per descrivere che cos'è il patrimonio culturale, dice va dal cucchiaino a Notre Dame, perché nella percezione attuale in questo contenitore davvero viene, quindi è molto dinamico. Qui io già l'anno scorso credo di avere detto, quindi a vostri colleghi, cosa si fa. Diciamo qui vi può interessare perché la presenza di tecnici in questi settori, di tecnici che non sono più giovani, e quindi c'è una forte, è un momento di passaggio aumentante amministrazioni dello Stato in senso ampio, e qui speriamo che ci siano dei concorsi. E rispetto agli anni precedenti io credo di potermene andare a fare altre cose dopo aver però introdotto nel destino dei profili professionali della regione un profilo nato, l'ho raccontato un po' a un evento dell'AIB sulle professioni, ma è nato, adesso non mi interessa come è nato così, no, non con un disegno organico, ma per una serie di eventi siamo riusciti a farlo. Si chiama specialista in archivistica, gestione documentale e biblioteconomia.
E sono poche le regioni che hanno nei propri ruoli professionali una cosa che richiama quello che voi studiate. Questo vuol dire che sono ipotizzabili concorsi per queste figure. Ma cosa fa la regione con queste figure? E qui è la seconda parte. Allora, secondo l'ordinamento italiano, le regioni hanno potestà legislativa concorrente in tema di valorizzazione. Questo vuol dire che sono loro a legiferare e dovrebbero legiferare nell'ambito di principi che una legge statale avrebbe dovuto definire. Questo ancora nel nostro paese non è successo. Non sto qui a raccontarvi perché e per come. Questo significa che le regioni, tutte le regioni italiane, hanno una legge che riguarda le biblioteche quali? Quelle ovviamente, chiamiamole pubbliche, o quelle degli enti locali che operano nei rispettivi territori. Quindi da questo punto di vista vi possono interessare perché disegnano un po' il modo di operare e anche il sostentamento delle biblioteche dei comuni o di altre, poi vi dirò qualcosa. Nel senso, questo in particolare per la regione Emilia-Romagna, la legge non dice solo come devono essere le biblioteche o come, anche perché molti hanno detto già come devono essere le biblioteche, comprese le associazioni professionali, compreso il manifesto dell'UNESCO, dell'IFLA, quindi hanno un taglio molto concreto perché la Regione Emilia-Romagna finanzia molte attività delle biblioteche e anche degli archivi, in particolare degli archivi storici. Come lo fa? Per le biblioteche utilizza i piani bibliotecari, stiamo parlando di circa 5 milioni di euro. Questa è una regione che mette le risorse e sono indirizzate al finanziamento sia delle parti, diciamo, relative alle reti, ai sistemi e al servizio bibliotecario nazionale, sia a finanziamento di progetti più usuali delle biblioteche. Qui voi, per la vostra età, vedrete un cambiamento enorme. Io l'ho visto, diciamo, a metà degli anni 90, io ho vissuto quello, era l'avvento del web. Chi allora aveva, come dire, passione, curiosità, poteva intuire cambiamenti enormi in questa professione. Io allora ero in una biblioteca dell'Università di Bologna, perché ho girato tutte le amministrazioni praticamente. Come Giuliano Genetasio, anch'io, perché quando mi sono laureato, come potete immaginare, non c'erano ancora le facoltà di beni culturali, ma credo che non le avrei scelte perché la mia passione era la filosofia e quindi io sono laureato in filosofia. Poi i casi della vita mi hanno portato a fare un altro mestiere, che però è stato appassionante. Ora, lì è nato un momento epocale, il web, che ha comportato, se ci pensate bene, tanti cambiamenti. Voi vedrete cambiamenti che per me che mi piacerebbe tanto vivere, perché ho mantenuto la curiosità, ma non potrò vivere con questo mestiere, perché questo li vedrete voi, è un mondo nuovo. Tutte le categorie di cui stiamo parlando probabilmente salteranno. Il digitale, già adesso in Emilia-Romagna, e credo che quest'anno l'Istat si sia convinta a registrare la lettura digitale, circa il 40% della lettura è digitale in questo paese. Tanto per dirvi. Questo cosa comporta?
Per le amministrazioni abituate a gestire carta, comprese, questo vale per tutti, questo lo vedrete, andrà gestito, perché vuol dire tante cose, non solo a livello teorico, ma anche proprio del vostro lavoro. Prima vi ho detto tu interrompi perché sto parlando a braccio, non ho un... So benissimo, ho chiesto di avvicinarti per questo. Vi ho parlato dei profili professionali. La Regione ne ha anche qualcuno che è specialista in organizzative di transizione digitale. Pensate, questo vuol dire che il lavoro e le professioni cambieranno tanto di contenuto e voi lo vedrete. Come potrete affrontarlo e gestirlo? Con quello che state facendo, studiando, ma anche attivando la vostra intelligenza, perché dovrete adattare ciò che imparate a questo mondo che cambia. Su quella base cambieranno anche i rapporti fra le istituzioni, eccetera. Io parlavo di regioni, Stato e regioni hanno spesso avuto rapporti conflittuali in alcune stagioni, in altre. E voi lavorerete forse in diverse amministrazioni o in ambiti privati, ma dovrete ricordare che dovunque lavorate, quindi, non so, tra me e Giuliano Genetasio, che in questo momento abbiamo molti rapporti, occupiamo due posti diversi, ma cosa ci accomuna? Ci accomuna una base professionale e il credere che le biblioteche o questo mondo deve essere parte delle politiche pubbliche perché risponde a un interesse collettivo. Questo vale anche per gli archivi, cioè dovunque voi sarete, se ragionate così, voi troverete ragioni di collaborazione, di accordo con questa realtà. Nel mondo degli archivi lo stesso, la Regione da molti anni se ne occupa, poi ma se ne occupa come? Per tradizione, in grande collaborazione con la soprintendenza bibliografica e archivistica, quindi in genere noi facciamo interventi anche concordati e utilizziamo la leva finanziaria, no, insieme per far crescere delle realtà. Anche qui il digitale è entrato. La Regione Emilia e Romagna da molti anni ha il polo archivistico regionale che si occupa di documento amministrativo regionale. Io ne ho avuto piena contezza quando ho fatto per 1 anno e mezzo il direttore dell'Istituto Beni Culturali, perché ho avuto a che fare anche con questa cosa. Quindi, riassumendo, la Regione ha alcune cose che apparentemente non vi... Il lavoro in quest'ultima cosa è un po' in quest'ultima attività, quella più di definizione di policy, è apparentemente diverso forse da quello che vi aspettate, ma indirettamente vi riguarda perché ovviamente sostiene il sistema delle biblioteche, così come anche degli archivi storici. Un ultimo elemento riguarda la formazione professionale. Questa sarebbe competenza esclusiva delle regioni, che ovviamente la esercitano in modo diverso. Formazione professionale, non questa che voi state facendo, vuol dire la formazione a chi già lavora, chi cerca una. Anche qui i cambiamenti che sono in atto indurranno e devono indurre a finanziare corsi su queste nuove professioni che si affacciano, di cui adesso abbiamo una contezza relativa perché già ci sono, ad esempio, Digital Humanist. È un profilo che comincia a comparire. Fra 10-15 anni probabilmente avrà un contenuto molto diverso. Non parliamo poi, se giungete alla vostra età,
immaginate alla mia età, quindi vorrà dire una quarantina d'anni di distanza in avanti, e potete immaginare dei cambiamenti notevolissimi. Qui la sfida degli enti è naturalmente cercare di accompagnare questi cambiamenti, mettendovi in grado di affrontarli e quindi aggiornando gli strumenti anche educativi, i contenuti. Questo per la formazione professionale è indubbiamente importantissimo. Qui invece voi acquisite le basi che vi possono consentire di affrontare quel lavoro, di lavorare in enti diversi. Io spero che siccome avete scelto, che abbiate veramente la passione per il mestiere, perché questa è quella che vi sosterrà anche quando farete i tirocini o quant'altro. Quella vi deve sostenere, perché non state facendo una professione, questo vale anche, credo, all'interno dell'università, che è in cima all'agenda dell'interesse o dell'attrattività, ma secondo me è destinata, con i cambiamenti che abbiamo, ad avere un ruolo non secondario. Non trascurabile. Sì, mi fermo. La passione ci deve guidare. Ringrazio Claudio per la presentazione. Mi scuso per essere sempre abbastanza feroce nel dare i tempi. Chiedo a Maria Laura Vignocchi, perché chiudiamo questa parte con un discreto ritardo, ma chiudiamo, come dire, in bellezza, perché abbiamo la responsabile del settore gestione e sviluppo della biblioteca digitale della nostra università, a cui chiedo di restare nei tempi il più possibile. Sì, rubiamo. Allora, sono un po' emozionata perché la mia presenza è inquietante. No, sto facendo un salto indietro di non 40 ma 32 anni, perché io ho cominciato, sono la prima bibliotecaria della scuola diretta a fini speciali per archivisti di Ravenna, che poi è diventata un corso di laurea di lettere e infine facoltà dei beni culturali, poi adesso è quello che è. Quindi sono la prima bibliotecaria, abbiamo fondato l'ASBEC, l'Associazione degli Studenti dei Beni Culturali, ancora nel 94, e quindi però sono qua, mi ritrovo qua assieme a Claudio, che occupava un ufficio a Palazzo Corradini, quindi però insomma non sono dirigente, però mi diverto e mi sono divertita. In questi 32 anni continuo a divertirmi. Sono una bibliotecaria dell'Università di Bologna. Quindi l'Università di Bologna ha biblioteche. Come sono organizzate? Gran parte delle biblioteche sono parte di una nuova area dell'amministrazione generale che si chiama Area del Patrimonio Culturale, un'area di nuova costituzione che rappresenta appunto l'impegno di questa governance, di questo mandato rettorale, per migliorare la gestione, la conservazione, la tutela, ma anche appunto la valorizzazione, la diffusione, la valorizzazione del proprio patrimonio culturale, inteso in senso ampio. Patrimonio culturale corrente, quello appunto che è costituito dalla produzione scientifica e didattica, e il patrimonio culturale che invece si è costruito nei secoli di storia dell'università, l'università più antica, insomma, conosciuta, insomma, almeno nel mondo occidentale, Bologna, che ha collezioni, insomma, abbiamo collezioni di interesse storico, artistico, culturale, anche scaturiti dall'attività di ricerca e di didattica, che sono ancora in gran parte sconosciute, non valorizzate e da riportare alla luce. Quindi valorizzazione, diffusione e valorizzazione rivolta non solo all'uso delle comunità interne, quello tradizionale, no? di voi studenti, dei nostri ricercatori, dei nostri docenti, ma invece appunto con un'ottica proprio di valorizzazione, di attrattività verso nuovi pubblici e di incremento dell'impatto economico, sociale, culturale, generale, proprio nel solco dei principi della Convenzione di Faro, che insomma anche noi abbiamo recepito finalmente. No, scusa, un problema di fuoco della videocamera, ma direi che
Come se ne farò? Beh, sono felice perché l'anno scorso abbiamo proprio portato agli organi una policy per il patrimonio culturale digitale che si richiama ai principi e anche appunto alle raccomandazioni europee. Area del patrimonio culturale che da un punto di vista meramente gestionale e organizzativo tenta anche un maggiore raccordo fra tutte le strutture che nell'Ateneo sono depositarie, consegnatarie di patrimonio culturale, le biblioteche in primis, che voi comunque conoscete, ma anche i musei, l'archivio storico e la biblioteca universitaria che hanno una loro autonomia statutaria, ma anche i dipartimenti che hanno veramente delle cose preziosissime nei seminterrati, nei magazzini che vanno veramente riportate alla luce e vanno sicuramente valorizzate, gestite in primis e poi valorizzate. Per oggi vorrei parlarvi del settore che ho la fortuna di coordinare. Ecco, io sono una bibliotecaria, non ho dovuto studiare tanto diritto amministrativo, quindi mi diverto ancora. È possibile divertirsi o comunque avere una realizzazione professionale senza scalare diciamo, la gerarchia di tipo manageriale, ma invece insomma, mantenere un interesse diciamo, più professionale. Questo è quello che faccio io. Sono responsabile di un settore, il settore gestione e sviluppo della biblioteca digitale di Ateneo, che è un'unità organizzativa, un'articolazione di questa area, questa nuova area del patrimonio culturale, ed è parte del sistema bibliotecario. Fa parte dei servizi centrali del sistema bibliotecario. Ma perché c'è l'area, il sistema bibliotecario? Insomma, è ancora un po' confusa, insomma, diciamo, l'organizzazione. Perché in ARPAC ci sono tutte le biblioteche che sono del campus di Bologna e dei campus limitrofi. Mancano le biblioteche dei campus invece romagnoli, che afferiscono invece alle aree dirigenziali dell'amministrazione generale di campus per prossimità sostanzialmente. Però quindi il sistema bibliotecario è quell'insieme coordinato di tutte le biblioteche e dei servizi centrali che appunto erogano servizi alle comunità, agli utenti e si occupano della tutela, della conservazione, della valorizzazione del patrimonio, soprattutto di tipo bibliografico. Quali sono questi servizi centrali del sistema bibliotecario di Ateneo? Sono in primis i 2 cataloghi. Il catalogo, noi gestiamo come Unibo il polo SBN di Bologna, ancora forse per poco, Claudia, adesso non so, grandi cambiamenti ci attendono, non ho idea. E gestiamo anche un altro catalogo molto importante, che è il catalogo dei periodici delle pubblicazioni seriali nazionale, che è ACNP, che è nato proprio a Bologna. Il direttore degli Archivi Generali di Stato diceva che appunto la trasformazione, no, dei cataloghi dal cartaceo al digitale, così è successo anche per il catalogo periodici. Siamo passati dal volumone rilegato in grigio che elencava le riviste di interesse scientifico a cura del CNR al catalogo nazionale di periodici. Proprio è stato un progetto finanziato dall'Unione Europea, proprio gestito dall'Università di Bologna, e l'Università di Bologna continua a gestirlo per tutta Italia ed è un servizio importante. Oltre appunto ai 2 cataloghi, gli altri 2 servizi che si smezzano in un certo senso quello che può essere il concetto di biblioteca digitale sono Alma ARE, cioè Alma Risorse Elettroniche, che si occupa più che altro dell'acquisizione di risorse digitali, quelle commerciali, quelle comunque pubblicate dagli editori commerciali, quindi le banche dati di periodici elettronici e di books, fondamentalmente, e anche del servizio di Discovery Tool Alma Start, che spero voi conosciate e utilizzate, e Alma DL, che invece si occupa della gestione di contenuti digitali prodotti dall'Università di Bologna nell'ambito delle sue missioni tradizionali, la ricerca, la didattica e la terza e quarta missione, cioè l'innovazione e la valorizzazione della conoscenza. Non si può più usare terza missione, si deve usare valorizzazione della conoscenza. Quindi questo è quanto. Fino al prossimo cambiamento, sostanzialmente. Alma DL è un settore piuttosto
ultimamente piuttosto ricco di risorse. Abbiamo veramente avuto un'infornata di nuovi colleghi nel 2022, speriamo di aumentare ancora, siamo in 17 unità di personale e abbiamo avuto una micro riorganizzazione in 4 uffici, quindi abbiamo anche appunto potuto conferire appunto delle posizioni organizzative di terzo livello rispetto appunto al caposettore. Gli uffici, ecco, io sono una bibliotecaria frastagliata, tu dicevi, la professione bibliotecaria è frastagliata, esattamente. Come Digital Library, cosa fa l'Alma DL? Si occupa appunto della gestione, dell'organizzazione, della conservazione, della disseminazione, dell'accesso, della fruizione di questi contenuti digitali. Praticamente forniamo anche servizi di tipo editoriale, fondamentalmente. Adesso è molto, diciamo che la filiera si è accorciata e invece di occuparci appunto di risorse che acquisiamo, di risorse pubblicate che acquisiamo, aiutiamo i nostri ricercatori o anche i nostri studenti a produrle e appunto a disseminarle. Quindi ci occupiamo dello sviluppo delle collezioni digitali, ci occupiamo delle infrastrutture tecnologiche che li ospitano, quindi sono applicativi rigorosamente open source, così come appunto l'Agit, le linee guida dell'amministrazione digitale, della pubblica amministrazione ci dicono, e ci occupiamo dei servizi a valore aggiunto, servizi che rivolgiamo appunto ai nostri utenti autori, ma anche agli utenti esterni, anche in collaborazione, per esempio il deposito legale, volontario del digitale. Purtroppo non abbiamo ancora una normativa, quindi abbiamo delle convenzioni con l'archivio regionale Parer che menzionava prima Claudio, con le biblioteche, con il MIC, con il Ministero, con le biblioteche nazionali centrali per il deposito del digitale. Abbiamo convenzioni e rapporti con anche organizzazioni internazionali per la visibilità, l'interoperabilità e l'impatto appunto delle nostre collezioni. I 4 uffici in cui appunto si articola il settore sono un ufficio che si occupa dell'archiviazione e della disseminazione dei dati della ricerca, quindi diciamo che sono cose che anche voi studiate, mi pare che abbiate nel curriculum il nostro Sebastian Barzaghi, che è stato un assegnista di ricerca di Alma DL, quindi adesso insomma ha fatto carriera, quindi venite da noi a fare tirocini curricolari, che è la cosa più facile del mondo, e appunto molti contenuti degli esami, dei corsi che state seguendo poi trovano un riscontro anche nella nostra realtà. Quindi archiviazione dei dati. Abbiamo un ufficio che si occupa di supportare le politiche di accesso aperto dell'Ateneo, soprattutto per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, e gestisce i repositori istituzionali per le tesi di laurea e per le tesi di dottorato. Abbiamo un ufficio che si occupa di servizi editoriali, Alma Diamond, secondo il modello del Diamond Open Access, in cui nessuno paga l'istituzione ovviamente, ma non pagano né gli autori né i lettori, con 64 riviste scientifiche, fra cui anche appunto Bibliotece, è una delle nostre riviste che abbiamo sulla piattaforma, e abbiamo lanciato una nuova piattaforma per monografie, collane monografiche, che si chiama appunto Alma Diamond Books, quindi supportiamo anche in questo i nostri ricercatori. Infine l'ufficio dei servizi di valorizzazione del patrimonio culturale. Questo è l'ufficio appunto delle fonti digitalizzate, ecco, del patrimonio culturale, che sono manoscritti, opere rare, papiri, diapositive, in un'ottica estremamente glam, ma anche estremamente aperta, perché tanto per dire sono opere appunto digitalizzate, sono collezioni digitalizzate che fanno sia parte delle collezioni delle nostre strutture interne all'Ateneo, ma sono a volte anche il frutto di progetti di ricerca, spesso con respiro internazionale, come del resto anche stiamo ospitando una grossissima collezione, con una collezione tematica di Europeana, è stata menzionata prima, che fosse la collezione più ricca al mondo di arte bizantina, 76.000 opere, in un'ottica estremamente glam, cioè galleries, libraries, archives e museums. Andiamo all'università e facciamo glamour. E facciamo glamour, sì, abbiamo Gloss come gruppo di lavoro per l'Open Access, e per l'Open Science abbiamo GLAM, e insomma diciamo che con gli acronimi siamo piuttosto fantasiosi. Se ho ancora qualche minuto, vi parlo un attimo delle competenze, cioè chi lavora ad Alma DL.
Siamo un gruppo di lavoro misto, eterogeneo, perché le competenze richieste sono diverse. Ecco. Quindi abbiamo accanto ai bibliotecari, abbiamo anche archivisti e abbiamo esperti in diritto d'autore e in diritto di tutela dei beni culturali, abbiamo qualche competenza informatica, elaborazione dati, quindi siamo un gruppo, adesso posso dirlo giovane perché i nuovi assunti hanno abbassato la media enormemente, quindi un gruppo dinamico. Partecipiamo come partner a molti progetti anche di ricerca in Ateneo. Ricordo l'edizione nazionale delle opere di Aldo Moro, che appunto è stato il trampolino di lancio di molti nostri ricercatori, e l'edizione nazionale di Ulisse Aldrovandi, l'edizione nazionale di Federico Enrico. Siamo partner ovviamente professionale e tecnologico di tutti questi progetti. Insomma, vi aspettiamo. Grazie a Maria Laura. E a questo punto chiudo webcam e microfono per lasciare spazio alla sessione coordinata da Elisa Tosibrandi, che prenderà fra poco la parola. Riprendiamo dalla seconda sessione attraverso interventi che riguardano biblioteche, archivi del territorio e associazioni del territorio, un territorio che abbiamo inteso in modo esteso, non soltanto alla regione Emilia-Romagna, ma attraverso alcuni progetti di cui sentirete parlare attraverso due relatrici che sono online, la dottoressa Sogliani, che è collegata, che interverrà fra poco, e poi Rosenda Arcionimir, che è qui in presenza. Vedete già accanto a me Sandro Bertelli, presidente della CUPADIC, perché qui le sigle CUPADIC, le sigle sono... Adesso le sciolgo esatto, io, dai. le sciogliamo attraverso i relatori stessi, e quindi, ecco, era l'intervento precedente, e quindi lascio subito la parola al dottor Sandro Bertelli. Dunque, intanto naturalmente volevo ringraziare per questo invito che ho colto con grande piacere, sia per salutare appunto amici che non abbiamo occasione di, così insomma, molto spesso di vederci e di incontrarci, per cui da Ferrara a Ravenna, cosa abbastanza rapida e veloce, ho approfittato perché vengo sempre molto volentieri a Ravenna, anche per le istituzioni presenti che ogni tanto riesco, diciamo, a frequentare anche con i giovani allievi, insomma. Io sono qui in veste, si dice, di presidente CUPADIC, ciao, che è una consulta universitaria. La consulta universitaria ha, come dire, nel suo statuto politico, diciamo così, di rappresentanza con il Ministero, e non solo con il Ministero, anche con le istituzioni locali, territoriali. Quindi io rappresento, diciamo, questa consulta di circa una sessantina di colleghi di tutte le università italiane, in merito alla paleografia CUPADIC, consulta universitaria dei paleografi, diplomatisti e codicologi. Questo, diciamo, unietrini, si direbbe, insomma, all'interno di una consulta, tre anime diverse che si riversano sui territori e che appunto diciamo, cercano di barcamenare in una formazione che richiederebbe ben altro, diciamo, parterre di colleghi. Ecco. Io in questa giornata ho pensato, sì, in quanto rappresentante di questa, diciamo, di questo settore ampio scientifico disciplinare, ma di parlare a voi, ai giovani, sull'orientamento professionale. Ecco, questo è un po' il tema su cui ho preparato qualche breve accenno. Ecco, un orientamento professionale che naturalmente deve essere, come dire, in voi il più precoce possibile, ma comunque almeno dopo una laurea, diciamo, triennale, e poi sicuramente, meglio ancora, deve essere
il più chiaro possibile dopo una laurea magistrale. Immagino nei percorsi di lettere o qui a Ravenna in particolare dei beni culturali, naturalmente. Ecco, la mia prospettiva, la mia, diciamo, specola è quella del docente universitario, no? Del formatore che appunto parla ai suoi allievi, ai giovani, insomma, in merito soprattutto in questo caso come dire, alla paleografia, ma potremmo estendere questo ragionamento all'archivistica, appunto ai settori che io prima vi dicevo, cioè a coloro che studiano e che hanno anche, come dire, nella prospettiva scientifica di affrontare percorsi che li mettono a contatto i giovani con il libro antico, con le pergamene, con i documenti, con appunto con il materiale, insomma, con le fonti detto in senso più generale. Ecco, per queste discipline mi allaccio a quello che diceva il dottor Leombroni, ci conosciamo da tanto tempo. Devo dire che la regione Emilia-Romagna è una regione abbastanza virtuosa, cioè è una regione che dal punto di vista professionale, cioè del docente universitario, che insegna la paleografia, che insegna l'archivistica, è abbastanza messa bene, diciamo così. Insomma, siamo a Ravenna, abbiamo colleghi che si preoccupano di appunto studiare il libro antico, i documenti, Ferrara, il sottoscritto, Bologna, ma anche Unimore, ma anche l'università, scusate la sigla, vanno molto di moda, ma insomma, Modena e Reggio Emilia, oppure anche diciamo in una certa misura anche Parma, dove troveremo appunto queste specializzazioni. E appunto, diciamo, queste cattedre sono appunto tenute da colleghi di elevata professionalità, di elevata competenza scientifica, cioè capaci, in altre parole, di formare quelli che, come si diceva anche negli interventi prima, saranno auspicabilmente i nuovi archivisti, i nuovi bibliotecari in senso lato, anche archivisti in senso lato, cioè che si preoccupano di libro antico, ma anche di libro moderno, di archivi, appunto di diplomatica medievale, piuttosto che di digital library, insomma, ecco, di cose contemporanee. Quindi ci vuole una prospettiva, e su questo vi richiamo anche un po' all'ordine, di non spostarci troppo eccessivamente, in questo caso nel futuro. Ora vengo anche a questo punto. Certo, l'intelligenza artificiale è necessaria nella nostra vita quotidiana, ma non dobbiamo dimenticarci l'importanza della formazione di base. Io lo dico sempre ai miei allievi che magari giustamente, no? Non so adesso come si dice la generazione Z, queste cose che giustamente sono così, cioè chi nasce nel digitale ha questa prospettiva, ma si deve mettere anche nella prospettiva dell'acquisizione delle conoscenze, perché se no si diventa informatici. E invece noi bisogna essere capaci nei ruoli che rivestiremo di appunto sapere dove mettere gli occhi, di conoscere le sempre diverse problematiche che il documento, che la nostra fonte, che i nostri manoscritti ci sottopongono. E questo lo si potrà fare solo con una conoscenza di base, che poi deve essere aperta naturalmente al futuro, che è già presente tra l'altro. Ecco, io vi ho appunto messo queste cose che magari servono solo per un'esperienza locale, diciamo così, come servono a voi come spunto, per capire cosa a livello di diciamo, formazione scientifica locale si fa come formazione di preparazione proprio a questi mestieri. Ecco, cioè,
appunto questa prima videata, questo è un master che facciamo e mi interessa non tanto la promozione del master, mi interessa che vediate, non potete vedere a una certa distanza la collaborazione sempre indispensabile per le relazioni anche che si diceva diciamo poco fa con gli enti locali. Gli enti locali vuol dire anche con la regione, vuol dire anche con il territorio, le istituzioni preposte a sorreggere la formazione di base. In questo caso abbiamo ovviamente gli archivi, l'archivio di Stato, ma non solo l'archivio di Stato, abbiamo gli archivi speciali, gli archivi che possono essere quelli appunto di una casa magari di moda, oppure gli archivi della cattedrale, che richiedono competenze specifiche. E ognuno di noi può avere le sue inclinazioni e le sue passioni maturate nel percorso universitario, naturalmente. Ecco, insieme a queste diverse istituzioni, naturalmente poi il percorso che uno frequenta è, come dire, ampliato da tutta una serie di eventi che appunto ci consentono di fare anche altre esperienze, conferenze, seminari, laboratori, e questo è fondamentale per prendere anche confidenza, la quotidianità con il documento, con la fonte, è fondamentale per quello che vi dicevo prima, insomma, perché ogni fonte ci sottopone e ci sottoporrà sempre problematiche di tipo diverso. E quindi l'esperienza è fondamentale per acquisire la conoscenza. In questo, come dire, credo che ci si possa poi facilmente immaginare anche l'importanza bilaterale di questo rapporto, da una parte gli iscritti a questi percorsi, dall'altra le istituzioni che naturalmente come dire, hanno l'interesse e l'obbligo naturalmente di come dire, promuovere la valorizzazione, oltre che la tutela, oltre quello che si diceva, che abbiamo sentito questa mattina, la valorizzazione del proprio patrimonio. E quindi lo devono, come dire, si deve mettere a disposizione del pubblico naturalmente specializzato, del pubblico che condotto e formato sa appunto gestirlo e sa anche valorizzarlo, appunto. E in questo si diceva anche prima, è fondamentale l'apporto tecnologico, certamente anche in questi percorsi l'attenzione alle digital humanities è indispensabile oggigiorno. Corsi di intelligenza artificiale applicata alla gestione e all'analisi anche della serialità dei documenti, che noi faremmo altrimenti, insomma, ai tempi miei, per vedere la catalografia, no? Si doveva arrivare così a catalogare tutta una serie di manoscritti e poi soltanto alla fine tirare le somme all'interno di un quadro. Ora con questi strumenti, insomma, è un'operazione molto più semplice, ma attenzione appunto, mai fidarsi ciecamente di queste nuove tecnologie. Bisogna essere formati per capire dove c'è la deviazione dell'oggetto informatico. Quindi attenzione a questi passaggi, ve lo do come consiglio, insomma, non prendiamoli mai sempre mai come oro colato. Questo va saputo gestire e va saputo intercettare. Ora, al di là, diciamo, dei punti di forza che questi percorsi possono avere, possono a livello locale, possono essere appunto diversi a seconda delle offerte formative, naturalmente, dei master, dei corsi di specializzazione, di tutto quello che può essere comunque di alta formazione specialistica. Mi concentro per pochi minuti ancora così sulle prospettive occupazionali, direi che sono quelle che
che più magari vi interessano, che più sono anche, come dire, oggetto di discussione, di dibattito, no? Non tutti hanno le idee chiare fin da subito, quindi ecco, parlarne, credo che questi incontri servano soprattutto per questo motivo, insomma, per cercare di chiarire le idee alle persone. Ecco, credo che questi percorsi così specialistici servono per offrire competenze specialistiche. Competenze specialistiche, naturalmente, per chi ha e matura l'intenzione di appunto di compiere una carriera professionale, con tutto ciò che significa, all'interno o di un archivio o di una biblioteca, naturalmente. E dunque mi allaccio un po' anche a quello che vi è stato detto prima, è necessaria una competenza, un'offerta formativa di questi percorsi specialistici piuttosto ampia, a mio giudizio. Cioè non è indispensabile concentrare l'attenzione, non è necessario concentrare l'attenzione solo sull'archivistica, solo sulla diplomatica, solo sulla paleografia. No, questi percorsi devono dialogare, devono formare la maggior parte, diciamo, delle competenze possibili per acquisire queste conoscenze che permettono il lavoro, naturalmente, dei futuri archivisti e bibliotecari. E quindi è necessario avere anche competenze di comunicazione scientifica, per esempio. Oggigiorno le nostre istituzioni hanno il dovere di comunicare i propri naturalmente beni archivistici o librari, hanno, come dire, è nel loro statuto promuovere, perché la cittadinanza deve sapere che cosa si conserva in un'istituzione piuttosto che in un'altra, qual è il patrimonio nel senso vero del termine che è conservato in classenze. E quindi bisogna necessariamente intercettare queste competenze con discipline che fanno da supporto sussidiarie, ma nel senso buono, non subalterne, alle naturalmente competenze archivistiche, biblioteconomiche o paleografiche. E quindi comunicazione della scienza, si diceva prima, la legislazione dei beni culturali, fondamentale, anche per appunto superare banalmente mai un concorso. Oggigiorno qui si apre diciamo, veramente uno spazio enorme che dovrebbe essere più attenzionato, si dice, no? Non solo dal Ministero, ma anche dagli enti territoriali, naturalmente. Dare una ciclicità, una serietà, no? Serialità di concorsi che permettono alle nuove generazioni di non rimanere esclusi per semplicemente 3 mesi perché non sono appunto in quel momento pronti per affrontare un percorso che poi naturalmente spesso accade, si ripresenterà dopo anni, e questo non è assolutamente tollerabile in un paese cosiddetto civile. Quindi altre competenze, la storia delle istituzioni medievali, moderne, contemporanee. A me piace tantissimo, lo dico sempre, anche per la manualità, la conservazione, il restauro librario, una disciplina fondamentale che purtroppo oggi è sempre più in contrazione. Non ci sono più specialisti, insomma. L'artigianato, per chi ha manualità e gli piace toccare con mano le cose che si studia e vedere come si interviene per recuperare e valorizzare di nuovo questi beni che sono per noi davvero preziosi. Quindi la conservazione e il restauro librario, la legislazione dei appunto beni culturali, piuttosto che la storia del libro, piuttosto che le digital humanities, naturalmente. Ecco,
Ora io naturalmente questo percorso lo potrei estendere alla ricerca, che è più, diciamo, vicina al mio ruolo di professore universitario. Ci aprirebbe a un mondo, diciamo, molto vasto, complesso, molto complesso, spesso difficile da affrontare, ma anch'esso molto affascinante. Molto affascinante, richiede abnegazione, richiede preparazione, sacrifici, in un paese come il nostro soprattutto. Ma c'è un fattore che sottolineo, perché in questo sono perfettamente d'accordo con le conclusioni del dottor Leombroni. C'è un elemento cardine che deve guidarvi nelle vostre scelte futuro professionali, la passione. Anche secondo me, diciamo, è questo l'elemento che vi condurrà o vi dovrebbe condurre nella scelta della vostra futura professione. E questo è il mio auspicio per tutti voi. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie al professor Bertelli per questa panoramica su una disciplina che io adoro da medievista. È impossibile non apprezzare la paleografia latina e tutto quello che comporta. Sono in particolare grata al professore per avere anche evidenziato l'esigenza del dialogo tra le discipline, che è proprio quello che caratterizza anche i nostri corsi di laurea e, come vedrete, anche dagli interventi che seguono. Allora, adesso do la parola alla dottoressa Daniela Sogliani, che dovrebbe essere collegata con... Eccola qua. Buongiorno Daniela. Buongiorno. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Benissimo. La dottoressa Sogliani è collegata, anche se avrebbe voluto essere in presenza perché sta per inaugurare una mostra, e così introduco anche, dico due parole Daniela, così inseriamo il tuo intervento in questa giornata. Avremo due interventi che riguardano anche un altro settore che è rappresentato dai nostri corsi di laurea, che riguarda gli archivi della moda e le collezioni della moda in senso più lato. Abbiamo invitato la dottoressa Sogliani, che è una storica dell'arte, ma che da numerosissimi anni si occupa di progetti culturali e mostre in senso più ampio, quindi opere d'arte in generale, e recentemente è diventata direttore del Polo Culturale Movie di Viadana, che è un polo di cui adesso ci parlerà brevemente, perché la dottoressa Sogliani dirige sia il polo bibliotecario di questo comune sia quello museale, ma ha una collezione tessile piuttosto interessante di cui abbiamo avviato uno studio anche in collaborazione attraverso un paio di tirocini, una tesi di laurea che sta per essere discussa. Insomma, subito abbiamo iniziato a lavorare su questo materiale, quindi senz'altro ti do subito la parola, dicendo però, visto che qui ci stiamo occupando anche di archivi e biblioteche, che la dottoressa Sogliani ha diretto un progetto molto importante, ci siamo conosciuti anzi tramite questo progetto, che riguarda le banche dati dei Gonzaga, quindi la digitalizzazione di documentazione molto importante, che per noi che ci occupiamo di storia della moda è anche stato indispensabile per capire una serie di argomenti, grazie alla disponibilità dell'archivio del progetto di una serie di documenti che diversamente avremmo potuto avere tutti insieme, tutti disponibili. Quindi Daniela, ti do la parola chiedendoti se puoi stare entro i 15 minuti in modo tale da avere anche magari un dibattito finale, se gli studenti avranno delle domande per te. Grazie. Grazie, ringrazio per questo invito, perché è un'ottima opportunità per presentare questa mia esperienza al Movie di Viadana, ma ricordandovi anche, come già ha fatto Lisa Tosibrandi, un po' la mia formazione. Ho una formazione classica, mi sono laureata in storia dell'arte a Padova, ho un dottorato di ricerca a Verona,
E poi diciamo che il mio percorso si è anche spostato verso la ricerca archivistica che porto avanti ormai da molto tempo, costruendo appunto questo portale che è di Fondazione Palazzo Te e il portale appunto i Gonzaga Digitali di cui si è detto. La mia esperienza recente è però in un polo che tiene insieme, devo dire, tante possibilità professionali, in un certo senso riassume tante possibilità professionali. Il polo Movie di Viadana, che è una città di circa 20.000 abitanti nella provincia di Mantova, nasce intorno al 2003 ed è un polo che unisce diverse realtà. Innanzitutto una biblioteca storica, oggi di pubblica lettura, che ha circa 80.000 volumi, ma soprattutto un fondo antico molto importante di documenti, di cui poi, se mi rimane un po' di tempo, cercherò appunto di parlarvi. Insieme alla biblioteca, nel Polo Movie, abbiamo anche una galleria dove organizziamo mostre e venerdì organizziamo una mostra e inauguriamo una mostra. E abbiamo anche un museo che tiene insieme i reperti archeologici di scavo del territorio, ma nello stesso tempo anche tanti altri reperti che il fondatore del museo, che è stata una figura molto importante per questa nostra città, che è Antonio Parazzi, Monsignore, ha cercato di come dire, tenere insieme nel corso dell'Ottocento, ha messo insieme poi donandoli ovviamente alla città. Quindi il fatto che all'interno di un'unica grande struttura, appunto all'interno di questo polo culturale, siano presenti una biblioteca, una galleria e un museo, fa sì che chiaramente ci siano relazioni continue all'interno dei vari progetti. Quindi valorizziamo ad esempio il fondo antico con una mostra, oppure mettiamo in evidenza attraverso un'altra mostra pezzi del nostro museo e della nostra raccolta appunto museale. In particolare vi accennava già Elisa Tosibrandi di questa nostra appunto collaborazione, che è una collaborazione, devo dire, molto interessante e molto importante per noi. Abbiamo una collezione di circa 500 tessuti, 500 pezzi, diciamo, di tessuto molto importanti, che sono anche del 600, del 700, quindi anche molto antichi, e anche alcuni capi di abbigliamento. E abbiamo attivato una ricerca proprio insieme a voi, insieme all'università, per cercare di studiare al meglio questi pezzi che vorremmo fare uscire finalmente dalle nostre cassettiere e mettere proprio anche in esposizione, presentandoli al pubblico. Quindi è un momento molto importante perché stiamo rifotografando e ristudiando tutto questo materiale che proprio si presenterà attraverso anche una tesi di laurea, come è stato detto, e anche un tirocinio che stiamo portando avanti con un'altra studentessa. Quindi è un momento per noi molto significativo perché la collaborazione ovviamente con l'università fa sì che i nostri materiali siano presentati al meglio e soprattutto siano anche ristudiati, ma anche nello stesso tempo ripresentati al pubblico, perché dopo i primi anni 2000, insomma, quando effettivamente il museo è stato sistemato ed è stato allestito, diciamo che questi pezzi appunto di tessuto così importanti non sono più stati presentati al pubblico, quindi per noi è veramente una grande occasione. Ecco, il fatto che, come vi dicevo, il polo culturale tenga insieme biblioteca, galleria e museo fa sì che ci sia la possibilità di pensare continuamente a progetti culturali. In particolare la mostra che andremo ad inaugurare venerdì 13 marzo è una mostra molto interessante per noi perché ci permette di estrarre dal fondo antico della nostra biblioteca del materiale, in particolare ci permette di studiare i libri che sono lì depositati e soprattutto un'esperienza viadanese molto significativa, cioè la creazione alla fine dell'Ottocento di una sorta di biblioteca circolante femminile. A Viadana infatti nasce l'idea da parte di alcune donne borghesi che avevano la capacità di leggere, la possibilità di leggere, di
creare una biblioteca femminile, e quindi questo fa sì che all'interno della nostra biblioteca siano presenti molti testi di fine Ottocento, dove si parla di Galateo, si parla di linguaggio dei fiori, si parla di moda, di cosmesi, sono tutti temi che interessano anche, diciamo, proprio per la vostra ricerca, credo. E quindi questa mostra metterà proprio in esposizione questi testi, che sono anche testi che poi guardano anche i temi dell'emancipazione femminile, presenteremo insieme ai testi anche degli abiti originali. Quindi questo permetterà di valorizzare ovviamente un nucleo di volumi che altrimenti non vengono normalmente, diciamo, visti, letti e visionati dal pubblico, ma nello stesso tempo anche di fare una riflessione su quelli che sono i temi della moda, dell'emancipazione femminile, anche i temi diciamo dell'educazione appunto della donna, che alla fine dell'Ottocento viene considerata strumento importante in un certo senso non solo per la propria educazione o per l'educazione dei figli, ma anche per l'educazione della nazione, quindi ha una funzione molto importante perché definisce in un certo senso l'ordine morale della nazione appena costituita. Quindi riflettere su questi temi ci sembra anche un modo per riportare e valorizzare soprattutto questi materiali che altrimenti resterebbero troppo nascosti e che evidentemente poi il pubblico non riesce a visionare appunto direttamente. Ecco, un'altra riflessione insomma che abbiamo fatto invece simile a quella di cui vi ho detto, riguarda invece il nostro museo. Recentemente abbiamo fatto una mostra dedicata ad alcuni reperti del nostro museo archeologico e come li abbiamo valorizzati mettendoli in relazione con un'arte assolutamente contemporanea che è la fotografia. Quindi fotografando questi oggetti in modi diciamo molto particolari da parte di un fotografo che ha voluto presentarli attraverso la tripla esposizione fotografica, noi abbiamo messo in evidenza non solo le tecniche fotografiche, ma soprattutto abbiamo spinto il pubblico e abbiamo spinto anche le classi, gli studenti che sono venuti appunto anche a visitare la nostra esposizione a riflettere su questi oggetti conservati nel museo. Quindi la fortuna, chiamiamola così, di questo polo è di avere molto materiale da presentare al pubblico attraverso varie forme, attraverso conferenze, presentazioni di testi, di ricerca, eccetera, ma soprattutto anche attraverso le mostre. Quindi ci pare che questo modo sia il modo più corretto per cercare di valorizzare sempre di più il preziosissimo materiale che conserviamo all'interno della nostra biblioteca e del nostro fondo antico. Volevo anche fare un cenno, se mi permettete, sul tema delle professioni, perché ascoltando anche gli interventi degli altri colleghi sono stati anche molto interessanti. Un polo come questo, e quindi se gli studenti avessero mai la fortuna o l'occasione di confrontarsi con un polo che presenta una biblioteca, una galleria e un museo, ecco, gli studenti hanno sicuramente la possibilità di così dedicarsi effettivamente a professioni anche molto diverse, quindi avere certamente la percezione e la possibilità di studiare insomma questi reperti, certamente è la prima cosa, quindi formazione, ma nello stesso tempo poi la possibilità di essere archivisti, la possibilità di essere curatori di mostre, di essere conservatori dei reperti, di catalogare anche questi reperti. Noi li stiamo catalogando attraverso il sistema SIRBEC della Regione Lombardia, quindi abbiamo attivato diverse progettualità in questo senso. E quindi ha proprio il MUVI, devo dire, tutte queste possibilità. Ecco, ci si può dedicare e ci si può indirizzare veramente verso professioni anche che in molte occasioni appunto si integrano. Quindi la mia formazione, diciamo, personale, che va dalla storia dell'arte all'interesse per l'archivistica,
all'interesse anche per i temi economici, essendo anche direttore del Polo, e nello stesso tempo sono anche docente dell'Università di Brescia della Facoltà di Economia, dove insegno proprio un corso dedicato all'organizzazione di eventi culturali. Ecco, tutte queste formazioni potrebbero intersecarsi in effetti anche all'interno di un'opportunità come questa. Quindi rivolgendomi a tutti voi, naturalmente apriamo le porte, insomma, chi vuole iniziare con noi anche qualche tirocinio, noi siamo disponibili, i materiali sono tantissimi e le possibilità di ricerca sono veramente tante. Grazie Daniela per questa tua... Mi senti? Sì, ti sento, ti abbiamo applaudito, non so se ci hai sentito. Ti ringraziamo per questa tua testimonianza, intanto delle attività che stai svolgendo nell'ambito del tuo polo. Gli studenti hanno ascoltato, naturalmente qui c'è anche Emma Cozzani che sta svolgendo il tirocinio con un lavoro molto importante su questa collezione. Volevo soltanto aggiungere a quello che hai detto a proposito dell'integrazione e del dialogo di cui si è parlato. Il tirocinio sulla collezione tessile naturalmente si sta svolgendo non soltanto in relazione allo studio dei tessuti, vero Daniela, ma anche attraverso una ricerca di carattere archivistico dentro e fuori l'archivio del museo, perché per ricostruire le vicende di questa collezione è necessario cercare, e quindi chi sta svolgendo il tirocinio sta applicando altre conoscenze, altri metodi, e sta anche sviluppando le proprie conoscenze sulla ricerca archivistica e sulla ricerca anche nell'archivio fotografico e tutto il resto. Quindi non so Daniela, se tu devi andare alla tua all'allestimento della mostra, puoi rimanere con noi. In ogni caso, se ci fossero delle domande le teniamo e poi te le possiamo fare in un secondo momento, visto che la collaborazione continuerà, ecco, anche in futuro. Benissimo, grazie, io vi ringrazio, vi auguro anche un buon lavoro e una buona ricerca per quanto riguarda gli studenti, che sono sempre da noi veramente ben accolti, perché abbiamo tanto bisogno, questo diciamolo, anche di aiuti e di ricerca, di fare ricerca insomma insieme a voi. Volevo solo aggiungere 2 dati per quanto riguarda questa collezione veramente importantissima di tessuti che conserviamo, veramente poco nota e quindi che necessita di essere molto valorizzata. Una collezione che nasce nella mente di, ancora una volta, un religioso che si chiama Antonio Parazzi, monsignore della città di Viadana, il quale colleziona pezzi di tessuti che sono ovviamente diciamo di matrice religiosa, quindi che hanno a che fare insomma con il suo contesto religioso, ma anche tessuti di abiti femminili in tanti casi, che quindi ci fanno capire quanto la moda poi alla fine dell'Ottocento in una cittadina come questa, insomma, che non è insomma una capitale ma comunque importante, fosse attenzionata, insomma, quindi ci fosse veramente attenzione. E un monsignore, un religioso, si mette a raccogliere tutti questi pezzi e poi a donarli appunto alla città, scambiandoli anche con altri collezionisti. Quindi c'è un gusto proprio della ricerca di questi tessuti che verrà sicuramente fuori dalle ricerche degli studenti che ora se ne stanno occupando. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Daniela, anche a te. Buon lavoro, arrivederci. Do la parola al dottor Fabio Lelli, che è in rappresentanza della direttrice dell'Archivio di Stato di Ravenna. Vieni Fabio, hai bisogno di condividere qualcosa? No. Allora sposto la telecamera su di te. Fabio Lelli è anche docente a contratto di archivistica presso i nostri corsi di archivistica tecnica, quindi ti do senz'altro subito la parola e grazie per essere venuto. Grazie a voi per l'invito. Allora, 2 parole su che cos'è l'Archivio di Stato, così capiamo che è quello che facciamo. L'Archivio di Stato è un ufficio periferico del Ministero della Cultura e ha un compito istituzionale da cui parte tutto, che è la conservazione della documentazione statale.
Quindi la documentazione esaurita, la documentazione che non ha più un valore pratico, da parte degli uffici dell'amministrazione centrale che si trovano nel territorio, quindi parte da un nucleo che è quello dei documenti della prefettura, del tribunale, della questura, insomma di uffici di questo tipo. Però questa è solo la partenza. Questa è solo la partenza perché tutti gli archivi di Stato hanno anche altro e si può spaziare veramente molto. Innanzitutto hanno la documentazione relativa agli stati preunitari del loro territorio, quindi già ci spostiamo da questo nucleo, e poi possono anche avere convenzioni o accordi con altri enti per conservare anche altra documentazione. Ad esempio, all'Archivio di Stato di Ravenna abbiamo una convenzione con la provincia di Ravenna, per cui abbiamo la documentazione della provincia dalla sua creazione fino al 1946, ma abbiamo anche donazioni e acquisti, e quindi abbiamo ad esempio oppure acquistati, insomma adesso non facciamo questa divisione che poi riguarda il funzionamento, diciamo, tecnico-giuridico della cosa. Abbiamo fondi come quello dell'ospedale Santa Maria delle Croci, tanto per dare qualche esempio, come il fondo di diversi fondi di famiglia, tra cui Testi Rasponi. E abbiamo anche un nucleo documentario antico che è quello che arriva dalle corporazioni religiose, cioè tutto quello che appunto è stato incamerato dall'epoca napoleonica. Visto che ce lo chiedono molto spesso, il documento più antico del 942, visto che ed è un'enfiteusi per chi se ne occupa nello specifico, però non è esattamente questo che è il nostro centro di discussione, e volevo parlare dell'aspetto professionale fondamentalmente, cosa significa lavorare in un archivio di Stato, che cosa fa chi lavora in un archivio di Stato. Allora, come ci si arriva al momento attuale è tramite, trattandosi di amministrazione statale, tramite concorso. Attualmente, per poter fare il concorso per il ruolo di funzionario archivista, bisogna avere, o post laurea, è diventato da poco post laurea, anche il diploma di archivistica, paleografia diplomatica, che si prende nelle scuole di archivistica del Ministero. Esistono però diversi livelli di professionalità, perché esiste anche un livello di assistenti al quale si può accedere anche prima di questo diploma, e poi si può fare carriera all'interno, ovviamente, quindi si può progredire all'interno. Questo lo segnalo perché è una strada d'ingresso ovviamente anche a livello di assistenti. Che cosa facciamo materialmente? Materialmente facciamo molte cose, perché bisogna occuparsi dell'intero istituto Archivio di Stato. Quindi, primo compito è la conservazione. Tutto quello che avevo accennato prima, a partire dal 942 fino agli ultimi documenti che possono arrivare tendenzialmente agli anni 20 del 1900, e va conservato. E quindi c'è tutto l'aspetto che coinvolge diverse professionalità e diverse figure relativo alla conservazione, proprio a livello materiale, quindi gestire i depositi, gestire la tecnologia utilizzata per la conservazione, per la sicurezza dell'antincendio, controlli di temperatura, quindi tutto un insieme di nozioni, professionalità che riguardano la conservazione materiale, per i quali l'archivista deve dialogare poi con altre figure professionali, quindi responsabili della sicurezza, eventuali restauratori, insomma, responsabili degli impianti, sapere quali sono le caratteristiche particolari, eccetera, eccetera. E ovviamente c'è anche il compito non solo della conservazione, ma della fruizione, perché essendo un istituto aperto al pubblico, il nucleo centrale, se vogliamo, a fianco al deposito, ma che dà senso al deposito, è la sala di studio. E quindi l'accesso dell'utenza. L'accesso dell'utenza, che può avere diverse declinazioni, quello che ci interessa in questo ambito soprattutto è l'utenza che arriva per motivi di studio, quindi il compito dell'archivista è l'assistenza in sala. Quindi, come diceva Isabella Zanni Rosiello, che insomma è stata un po' la decana di dell'archivistica italiana, l'archivista traduce, cioè l'archivista traduce una domanda storica in una domanda archivistica. Studioso cerca qualcosa, qualche ambito, qualche aspetto, deve intracciare una storia, deve intracciare qualcosa, ok, ma questo come si traduce poi nella ricerca archivistica? E qui c'è un insieme di conoscenze, che sono quelle di base, ovviamente, che si raccolgono tramite la laurea, il diploma di specializzazione, in più anche, ed è una cosa che l'archivista deve fare, altrimenti non riesce a lavorare bene, un accumulo, uno studio continuo dell'archivio in cui lavora, perché non c'è una ricetta già pronta.
Ogni archivio storico ha una sua storia, una sequenza di eventi storici e giuridici e istituzionali che l'ha portato ad avere quel patrimonio e ad essere intrecciato con altri patrimoni, e quindi man mano c'è uno studio continuo per sapere cosa c'è, cosa non c'è, perché non c'è, e tradurre tutto questo, trasportare tutto questo alla sala di studio, allo studioso che arriva. Una formazione continua, assolutamente, a partire dalle basi e poi si va avanti. Il terzo compito dell'Archivio di Stato, ve la faccio proprio molto schematica, è la valorizzazione, che è già stata nominata diverse volte, quindi far conoscere, comunicare il più possibile a diversi pubblici l'importanza di quello che conserviamo. E anche in questo caso c'è un incrocio incredibile di discipline, perché dobbiamo, ad esempio, rapportarci anche in questo caso con l'informatica. L'informatica non è solamente quello che riguarda la digitalizzazione o anche, o come potete immaginare, gli strumenti che servono per la catalogazione, la schedatura, l'inventariazione, che ovviamente oggi sono tutti applicativi informatici, ma ad esempio predisporre strumenti per la fruizione pubblica, preparare mostre online, preparare, nel nostro sito ad esempio ci sono diverse maschere di ricerca per far leggere all'interno di particolari dati, cercare sentenze penali, cercare liste di leva, cercare all'interno dei censimenti fatti in epoche napoleoniche o quant'altro, e quindi pensare, per dare alla più ampia fetta possibile di pubblico, quali sono gli strumenti informatici per fare questo, per divulgarlo il più possibile, utilizzare i social, ovviamente. Adesso al momento attuale stiamo organizzando una mostra piuttosto importante in collaborazione con il Comune di Faenza, con cui tra l'altro stiamo collaborando con FrameLab, e quindi ci saranno diverse soluzioni informatiche per la fruizione di certi materiali in un ambito, possiamo dire, più simile a quello museale, quindi stiamo occupando anche dell'allestimento, ma allo stesso tempo degli strumenti informatici che ci saranno per la fruizione di certi materiali, e l'archivista deve stare al centro di tutta questa rete, perché è lui che dovrà rispondere, dovrà decidere insieme a chi allestisce, insieme all'informatico, insieme a chi si occupa di social, a chi si occupa del video, della foto, digitalizzazione, è lui che dovrà gestire, capire la logica scientifica, archivistica e divulgativa, anche in questo caso, di quello che sta facendo, e quindi dovrà occuparsi di questo insieme di cose. Quindi un lavoro fondamentalmente veramente ampio da questo punto di vista, quindi non solo l'archivio inteso come il patrimonio documentario, ma proprio l'archivio inteso come archivio di Stato, tutto quello che fa l'istituto, tutto quello che avviene al suo interno. Quindi non è, diciamo, richiede una specializzazione, ma anche una forte apertura mentale e una forte passione anche, io direi, visto che è stata nominata, anche per ciò che, insomma, non è nativamente digitale. Noi abbiamo documentazione che parte da prima dell'anno 1000 e arriva fino al 1900, quindi ovviamente dobbiamo maneggiare la materialità della carta, della pergamena. Su questo, anche su altre attività che facciamo, a livello di valorizzazione non ci sono solamente le mostre, perché un altro ambito applicativo che poi mi coinvolge di persona, perché sono il responsabile del servizio didattica, è la didattica dedicata a, diciamo, la famosa frase, scuole di ogni ordine e grado. Questo ve lo dico perché stiamo provando, io ho una gran paura di farlo, però anche elementari, però riusciamo a farlo, insomma, abbiamo qualche esperimento in proposito. Ovviamente il target, diciamo, principale è quello delle scuole medie e superiori, e poi anche però incontri dedicati anche all'università, e quindi chi si occupa chi lavora all'Archivio di Stato fa anche quello, deve anche progettare, pensare strumenti didattici, percorsi didattici declinati ovviamente per ogni tipologia di esigenza, avendo l'idea di far conoscere a più persone possibili tramite strumento fondamentale delle scuole quello che abbiamo all'interno. Quindi qui entra anche ovviamente l'ambito didattico, l'ambito divulgativo, pensare questa tipologia particolare di professionalità. Al momento attuale noi ospitiamo, è già da un po' di tempo che lo facciamo, ospitiamo tirocini,
possiamo prendere 2 persone alla volta. Questo lo dico perché in realtà abbiamo una lista d'attesa, sono molto contento di questa cosa, per fortuna, infatti. Non ti dobbiamo invitare più alla giornata del Però, insomma, i tirocini durano un certo numero di ore, quindi noi cerchiamo di averli la lista. Esatto. Che cosa si fa durante un tirocinio? Allora, durante un tirocinio noi cerchiamo di fare un colloquio preliminare per capire ovviamente quali possono essere gli interessi della persona. Ci sono ovviamente molti tirocini che vengono da beni culturali, ma abbiamo anche tirocini che vengono anche da altre discipline connesse. Addirittura un tirocinio è stato dedicato alla comunicazione, appunto una persona che si occupava in Stati Ferrara di comunicazione della storia. Quindi abbiamo fatto questa cosa, diciamo, orientata, abbiamo prodotto un video divulgativo, insomma, può essere veramente declinato in tanti modi. E quindi quello che proponiamo di solito nei tirocini è una cosa che spesso non capita, quindi il contatto diretto con la documentazione, con le fonti, proponendo anche un primo tentativo di lettura e schedatura per aiutare noi ad avere ovviamente degli strumenti nuovi da proporre in sala studio agli studiosi che arrivano, ma anche effettivamente per far capire a chi arriva che cosa significa, quali sono le difficoltà anche materiali di avere a che fare con documentazione di questo tipo, che è, diciamo, se vogliamo, paleografica in senso molto 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 ampio. Quindi la difficoltà, adesso noi non proponiamo ovviamente trascrizione di pergamene, insomma, a chi arriva, a meno che non abbia ovviamente questa formazione, questa competenza, si può fare naturalmente, però facciamo vedere come anche documentazione, di solito quella che proponiamo è fra 800 e 900, comunque richieda una certa attenzione, come chi lo sa, insomma, chi maneggia queste cose, richieda insomma una certa formazione continua anche in questo caso, perché anche lì, nonostante una formazione iniziale, bisogna praticarsi con nuove scritture e via dicendo. Ultima cosa di cui ci occupiamo ovviamente è la parte archivistica in maniera più stretta. Quindi la redazione, lo studio e la redazione poi degli strumenti di ricerca che andranno a finire in sala studio. Quindi materialmente occuparsi della documentazione una volta che siamo sicuri, diciamo, che il livello conservativo è a posto, quindi non abbiamo attacchi di muffe, eccetera, eccetera. Forse non lo sapete, ma esiste proprio una disciplina che se ne occupa, si chiama archiveconomia, quindi tutto quello che riguarda questo aspetto materiale, che in questi anni è rivenuta fuori in maniera piuttosto potente, perché, siccome sapete, insomma, ci sono stati svariati danni durante le alluvioni, quindi ci sono stati moltissimi danni. Per fortuna non a Ravenna, ma ad esempio lì è stata falcidiata dal punto di vista archivistico per il seminario, il comune, insomma, hanno subito dei danni veramente importanti. Quindi c'è questo aspetto. Una volta affrontato questo aspetto, ci si occupa anche del lavoro vero e proprio di inventariazione, che ha tantissime declinazioni, che ha tantissime particolarità, difficoltà, eccetera, eccetera. E tra l'altro, insomma, ne parlo nel corso, facciamo questo fondamentalmente. Quindi parliamo dei percorsi che servono, delle idee, delle domande che servono per poter creare poi gli strumenti di ricerca che vanno a finire materialmente in mano agli studiosi in sala di studio. Questo è un po' tutto. Grazie della presentazione. Così esauriente. Se ci saranno delle domande magari lasciamo alla fine spazio, sì, perché così andiamo avanti. Grazie davvero. Sì, certo, dopo hanno altre lezioni. Chiamo al tavolo la dottoressa Silvia Masi, direttrice della Biblioteca Classense, quindi un'istituzione cittadina, un monumento dei ravennati, ecco, sì, con cui abbiamo una collaborazione su numerosissimi progetti, tirocini che sono sfociati in progetti anche di comunicazione, eccetera. Quindi ti lascio subito la parola e ti ringrazio per essere qua tutti gli anni a raccontare, testimoniare dei progetti fatti insieme e anche i vostri proposte nuove.
Io ringrazio voi, quindi ringrazio innanzitutto la professoressa Sabba per invitarmi appunto ormai già da qualche anno, e Lucia Sardo e Elisa Tosibrandi. E appunto sono la direttrice della Biblioteca Classense di Ravenna e vorrei cercare di contenere, guarderò l'orologio, la parte di presentazione che riguarda la presentazione della biblioteca per raccontarvi magari anche altre cose. La Biblioteca Classense è una biblioteca comunale, quindi avete sentito prima negli interventi che mi hanno preceduto un racconto di quella che è la struttura bibliotecaria regionale inserita nel contesto diciamo del sistema bibliotecario nazionale. Noi siamo in fondo un po' l'ultimo anello della catena, ultimo non per importanza ma per prossimità, quindi vicinanza all'utenza. E naturalmente diciamo le biblioteche che afferiscono agli enti locali, in particolare quelle che afferiscono ai comuni, sono quelle più diffuse quantitativamente all'interno, ma per ragioni ovvie, della nostra struttura amministrativa italiana. Non sono le uniche, ci sono biblioteche, una miriade in realtà di biblioteche molto più piccole di quelle comunali, che possono essere quelle private, delle associazioni, quindi in realtà il panorama delle biblioteche è veramente molto frammentato. Però diciamo che riconosciamo a SBN questo grande merito di averci un po' guidato e costretto tutti a entrare in un sistema che comunque, bene o male, con livelli diversi di organizzazione e di messa a disposizione del patrimonio bibliotecario, però è ricondotto a uno schema comune e a delle regole comuni. Torno però alla Biblioteca Classense, quindi la biblioteca del comune di Ravenna cosa significa? Che tutti i bibliotecari che lavorano, e faccio subito un piccolo distinguo, diciamo sono strutturati dentro la biblioteca del comune di Ravenna, sono dipendenti comunali, quindi hanno avuto accesso alla professione attraverso un concorso non necessariamente specifico per bibliotecari. La maggior parte di noi sì, e questa è anche una caratteristica, direi, del comune di Ravenna che va resa a onore e merito, lo dico da quindi posso dirlo, quella di aver sempre selezionato il personale della biblioteca classense con dei concorsi specifici. In molte realtà non è così, si è parlato molto di passione finora, ma io devo riconoscere la realtà dei fatti. Io lavoro in biblioteca dal 1999, tanti colleghi sono arrivati anche un po' per caso, un po' perché magari erano dei cosiddetti fuori scuola, cioè persone che sono entrate nell'amministrazione pubblica con tutt'altro profilo e poi dopo magari sono stati dirottati alla biblioteca per ragioni non sempre edificanti. E quindi insomma in realtà il percorso professionale in passato soprattutto era veramente non sempre qualificato da un punto di vista professionale, e anche gli strumenti di accesso alla professione non sempre premiavano la qualificazione professionale. Ora diciamo che queste sono realtà in buona parte in esaurimento, e credo di poter condividere con i colleghi il fatto che forse insomma è nata una sensibilità diversa, e ci auguriamo davvero tutti che voi che state seguendo questi percorsi professionali e di studio e di formazione abbiate dei canali specifici. Biblioteca classense, quindi in buona parte i dipendenti sono bibliotecari strutturati, un'altra fetta di personale invece è cosiddetto personale in appalto. Siccome questo è un tema che ancora non è venuto fuori e molto spesso gli appalti gestiti attraverso le cooperative sono il primo canale di accesso alla professione, mi sembra giusto raccontarvi
proprio anche questo aspetto che ancora non è emerso. E come sapete, o forse non lo sapete, ma lo scoprirete a breve uscendo dal vostro percorso di studi, tante biblioteche, credo forse, non saprei dare una percentuale, ma molto alta sicuramente, guardo il collega Luperini, gestiscono i propri servizi non solo con personale stabile e strutturato, ma attraverso quello che viene chiamato un appalto di servizi, quindi un affidamento che viene fatto mediante una gara e viene affidato a un soggetto privato, dove questo privato tendenzialmente si configura come una cooperativa. Quindi l'appalto è gestito dalla biblioteca e che espleta tutta un'attività amministrativa molto complessa. Prima qualcuno, non ricordo più chi, raccontava del fatto, insomma, che per scalare la professione è molto utile appassionarsi anche al diritto amministrativo. Ecco, un po' torto collo l'abbiamo dovuto fare pressoché tutti e forse ormai non è più solamente uno strumento necessario la competenza nel diritto amministrativo per scalare la professione, ma tante volte anche solo per accedervi. Quindi fatevene una ragione, appassionatevici subito perché tanto vi toccherà. Dicevo, gare d'appalto, cooperative che sono soggetti privati sparsi in tutto il territorio italiano, che assumono con contratti abbastanza variabili. Ora non voglio entrare nel dettaglio in questa questione perché è molto complessa, però magari avrete sentito anche sugli organi di informazione inchieste fatte sull'utilizzo, per esempio, di contratti come il multiservizi, che è un contratto che copre tutto, dalle pulizie all'assistenza ai passeggeri alla stazione ferroviaria, fino anche purtroppo a determinate figure nelle istituzioni bibliotecarie. Quindi sono contratti, molto spesso si parla del tema della precarietà. Ecco, forse non è tanto la precarietà l'aspetto peggiore di questi contratti, perché ormai ci sono anche, come dire, dei meccanismi nelle gare d'appalto che consentono a chi entra nella professione attraverso questi strumenti di avere delle garanzie da questo punto di vista. La cosiddetta clausola sociale, che prevede che se una persona è dipendente di una cooperativa, questa cooperativa perde l'appalto, lo vince un'altra, la cooperativa che subentra abbia un obbligo di riassunzione. Anche qui la realtà è un po' più sfumata rispetto alla lettera, diciamo, del testo giuridico, però, come dire, questo è un aspetto di garanzia che effettivamente viene esercitato. L'aspetto veramente, come dire, importante, delicato e per noi che operiamo nel settore doloroso è quello della retribuzione, perché sostanzialmente sono contratti che prevedono delle retribuzioni d'ingresso e talvolta purtroppo anche nel proseguo della carriera molto basse. Quindi possono essere un bel trampolino di lancio. Tante volte chi vince i concorsi da bibliotecario o da assistente di biblioteca ha fatto prima un percorso professionale dentro le cooperative, quindi diciamo che ha investito una quota del proprio tempo facendo un lavoro magari non tanto retribuito, però nel quale ha imparato molto, e può essere considerato, diciamo, uno strumento per poi accedere alla professione attraverso i concorsi, ma non sempre questo accade. Quindi dobbiamo essere onesti anche su questo, nel senso che ci sono persone che lavorano in cooperativa per tutta la vita e arrivano alla fine della loro carriera lavorativa con magari stipendi che sono sempre stati piuttosto bassi e quindi vengono penalizzati anche nel momento in cui accedono alla pensione. Questo per dirvi un po' di cose molto pratiche e molto concrete. Nella dimensione della biblioteca classense siamo intorno al 50%. Ci sono 27 bibliotecari che sono appunto dipendenti del comune di Ravenna,
molti laureati qui con la laurea magistrale in scienza del libro appunto del campus di Ravenna, e molti con percorsi ulteriori, quindi master, doppi titoli, quindi qualificazione professionale estremamente alta. E questo, come dire, per la Biblioteca Classense è assolutamente una risorsa. Sono persone che ci portano competenze, per esempio, sul... quanto ho ancora? Ho perso la cognizione. Sì, 10 minuti, altri sì. 5. Ok. Sì. Ok. Competenze digitali che erano assolutamente assenti nel nostro ambito professionale fino a qualche anno fa, quindi estremamente importanti, e anche naturalmente competenze archivistiche e competenze nell'ambito della conservazione. E qui torno un attimo a quella che è invece la caratteristica della Biblioteca Classense, che è abbastanza peculiare, perché la Biblioteca Classense è una biblioteca che ha un enorme patrimonio librario. Facciamo sempre un po' fatica a dare i numeri perché parliamo di circa 800.000 inventari, ma molti di questi inventari comprendono documentazione archivistica, miscellanea, carte sciolte, quindi, come dire, non ci dà una dimensione reale. Vi posso dire che ha un patrimonio, naturalmente, penso la conoscete un po' tutti, la biblioteca, che ha un'origine storica. Abbiamo manoscritti, circa 750 manoscritti, di cui una metà risale a prima del XVI secolo, incunaboli, cinquecentine, 8.500 e 800 incunaboli. In Classense è testimoniata la storia della stampa italiana e probabilmente una bella fetta della storia della cultura italiana, a cominciare dal documento più antico e più famoso, forse, che è il famoso Codice Aristofaneo, che è l'unico al mondo che ha tutte 11 le commedie che si sono salvate dalla produzione di Aristofane. Quindi una biblioteca che ha un grandissimo fondo storico, ma contemporaneamente svolge la funzione di biblioteca di pubblica lettura. Quindi noi abbiamo la sede centrale di via Baccarini 3, che forse molti di voi frequentano, ma anche 8 sedi centrate su tutto il territorio del comune di Ravenna. Quindi pubblica lettura, moltissima attività di promozione della lettura, moltissima attività in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, come si diceva, e moltissima attività in rapporto con la comunità, quindi tantissimo lavoro con le associazioni, con gli altri soggetti culturali del territorio e realizzazione di eventi. L'anno scorso abbiamo appena finito le statistiche, quindi i numeri me li ricordo. Abbiamo fatto progetti di collaborazione con 120 soggetti diversi, quindi vi stiamo parlando solo di quelli esterni alla nostra organizzazione comunale. Quindi attività, diciamo, di biblioteca storica e di pubblica lettura, e però la Classense ospita per esempio anche l'archivio storico del comune di Ravenna, e sul tema degli archivi oggi si è parlato molto. Quello che cerchiamo di portare avanti è un percorso di apertura dell'archivio ai cittadini, che lo devono percepire come il luogo dove viene raccontato, o meglio, dove ci sono le fonti per raccontare la loro storia. Per cui, per esempio, abbiamo fatto un piccolo progetto di public history sulle lettere dei militari al fronte che erano possedute dalla biblioteca, chiedendo ai cittadini di Ravenna di aprire i loro cassetti e vedere se c'erano lettere o fotografie che magari erano conservate nelle case dei ravennati. E questo è un progetto che è piaciuto moltissimo, e quest'anno infatti pensiamo di farne uno simile. Sapete che insomma quest'anno sono gli 80 anni della Repubblica, sul voto al referendum, e in particolare cercando di farci mandare della documentazione sul voto femminile, naturalmente. Quindi proprio raccontare la storia dei cittadini attraverso le fonti, coinvolgendoli. Biblioteca, archivio, ma anche museo, perché la Classense gestisce delle collezioni museali molto significative e
molto varie. Abbiamo delle lance africane, degli scudi in pelle di ippopotamo portati donati dall'esploratore Romolo Gessi, monete, naturalmente moltissime opere d'arte che furono in parte acquisite dai fondatori, quindi i monaci camaldolesi della Biblioteca Classense, ma anche che sono arrivate nel corso degli anni sostanzialmente attraverso donazioni. Valorizzare e cercare di integrare tutto questo patrimonio è veramente complesso. Noi abbiamo l'anno scorso inaugurato l'Aula Magna della Biblioteca Classense, quindi la parte più storica. Dico inaugurato perché non perché fosse nuova, ma perché anzi risale al 1680 alla prima edificazione, ma perché è stata chiusa per 7 anni a causa di un terremoto. Quindi c'è stato un grandissimo intervento di restauro, perché è una sala che ospita affreschi, che ospita stucchi, sculture, e abbiamo dovuto seguire questa attività di restauro ovviamente, ma anche una documentazione appunto libraria, ancora quella antica dei monaci camaldolesi, e quindi già quella come è stata un po' una sfida. Lo è diventata ancora di più perché la nostra amministrazione, il Comune di Ravenna, ci ha chiesto di rompere per noi un grandissimo tabù, cioè quello di introdurre un biglietto d'accesso. Quindi qui stiamo veramente gestendo qualcosa che è molto più simile a un museo che a una biblioteca. Io devo dire ero un po' dubbiosa su questo percorso, ma in realtà quello che stiamo vedendo è che un piccolo biglietto d'accesso, 3 euro, quindi assolutamente alla portata di tutti, e ci aiuta però a entrare nei circuiti di promozione anche turistica, che magari insomma è un altro argomento che anche oggi non è venuto molto fuori, perché lavorare nelle biblioteche oggi significa confrontarsi anche con questo tipo di dinamiche e di flussi, cioè nel momento in cui lavori in quello che hai, insomma, sono d'accordo con te, è veramente un monumento, la Biblioteca Classense, hai anche dei compiti da questo punto di vista, perché sei un attrattore anche rispetto ai visitatori, che naturalmente la città di Ravenna accoglie in grande numero e grazie a Dio vengono anche a vedere la Classense, quindi cerchiamo anche di avere una visibilità e una comunicazione corretta da questo punto di vista. Credo di essere quasi arrivata alla fine, voglio dire 2 cose velocissime. Uno, trovate sul nostro sito un'indagine di non è customer satisfaction, perché non vi chiediamo cosa pensate della Classense, ma vi chiediamo che cosa sapete della Classense e quali servizi usate. Quindi in gergo si chiama Customer Experience, è un'indagine rivolta in modo particolare proprio ai ragazzi della vostra fascia di età, perché abbiamo visto dalle statistiche che la fascia tra i 20 e i 35 anni è quella che pur frequentando la biblioteca è meno iscritta e usa meno i servizi. Quindi se ne avete voglia compilate questo breve questionario online. Ultimissima, è aperto il bando di servizio civile, chiude l'8 aprile, anche qui non voglio, lungi da me, assolutamente mescolare e presentarvi, come dire, un'esperienza di volontariato come qualcosa di anche solo vagamente affine al lavoro, perché sono 2 cose completamente diverse e questa è un'impostazione che non condivido nella maniera più assoluta. Però anche qui l'esperienza ci ha fatto vedere come negli anni tantissimi ragazzi che hanno fatto servizio civile da noi poi hanno avuto delle opportunità professionali non solo presso di noi, alcune sono andate anche all'ICU, abbiamo avuto anche 2 ragazze che sono riuscite a vincere, credo, un concorso o comunque insomma una collaborazione occasionale all'ICU, quindi gli ha portato fortuna. È sicuramente un'attività formativa, perché noi lo gestiamo con quest'ottica di dare ai volontari di servizio civile un percorso formativo e di esperienza che possa servirgli per il loro futuro. Quindi se vi interessa, la formazione specifica, poi possono chiederne anche riconoscimento dei CFU. Quindi esatto, sono 10 posti, scade mi sembra l'8 aprile sul sito. Ovviamente sia nell'ambito di formazione. Certo.
Va bene. Grazie, Ciao. grazie per la presentazione delle attività, ma anche per le idee, tanti spunti a proposito delle varie collezioni che la Biblioteca Classense ha. Quindi fate ragionare anche la vostra mente su varie possibilità che si aprono. Anche le collezioni con gli animali meritano. Io non ho parlato per niente del digitale perché ne avevano già parlato in tanti, ma... Grazie. Chiamo il dottor Luparini, Alessandro Luparini, che è direttore della Casa Oriani di Ravenna. Posso dire un altro monumento? Un monumento, No, non io. La biblioteca, naturalmente, un fiore all'occhiello, non soltanto ravennate, ma nazionale, la vostra biblioteca. Quindi grazie per essere qui. No, grazie a voi per l'invito. Visto l'orario, cercherò di essere oltre che breve, molto appassionante e convincente, perché altrimenti rischio di massacrare il nostro uditorio. Dunque, con la Fondazione Casa di Oriani entriamo in un terreno che ancora non è stato trattato, che è quello delle biblioteche specialistiche. Io sono il direttore della Fondazione Casa di Oriani, quindi non sono tecnicamente il direttore della Biblioteca Oriani, sono anche, in quanto direttore della Fondazione, direttore della biblioteca, ma ad esempio non sono un bibliotecario, non sono un bibliotecario di formazione, io di formazione sono uno storico contemporaneista. Mi occupo dell'amministrazione, della gestione patrimoniale, della programmazione degli eventi culturali, sovrintendo agli acquisti librari, ma ho la fortuna, per quanto riguarda la gestione biblioteconomica, di poter contare su degli straordinari professionisti che sono, loro sì, dei bibliotecari di formazione. La Fondazione Casa di Oriani è una fondazione di diritto privato in controllo pubblico, quindi siamo nell'ambito del diritto privato ed è una istituzione culturale che si occupa di storia contemporanea, studi politici e studi sociali. Quindi diciamo, per banalizzare, di un arco storico compreso tra la Rivoluzione francese e l'altro ieri. Come istituzione culturale noi promuoviamo numerose iniziative, convegni di studi, seminari, mostre documentarie, molte presentazioni di libri, naturalmente afferenti alle nostre discipline. Da qualche anno a questa parte, devo dire, anche grazie a una fruttuosa collaborazione con il vostro Dipartimento, il Dipartimento di Beni Culturali, stante che uno dei vostri docenti, il professor Michele Marchi, docente di storia contemporanea, è anche nel nostro consiglio di amministrazione, fa parte del consiglio di amministrazione della Fondazione. La biblioteca di storia contemporanea, la biblioteca Oriani, che è poi quella che si conosce a Ravenna, è quindi una emanazione delle tante, la principale sicuramente, ma è una emanazione, non l'unica, della Fondazione Casa di Oriani. È appunto una biblioteca specialistica, quindi al contrario della biblioteca Classense, con la quale però mi sento di dire che costituisce un polo bibliotecario probabilmente unico in Italia, non è una biblioteca generalista, ma è una, per l'appunto, biblioteca specializzata, anzi fortemente specializzata in storia contemporanea, studi politici e studi sociali. Vi dirò di più, che è, ma lo posso dire senza tema di smentita, la principale istituzione italiana in questo campo. Dico sempre che la bellissima, straordinaria biblioteca di storia moderna e contemporanea di Roma, la conosciuta come Biblioteca Caetani, è biblioteca di storia moderna e contemporanea, mentre la Biblioteca Oriani è solo biblioteca di storia contemporanea. E aggiungo un'altra cosa, che è stata la prima biblioteca in Italia di storia contemporanea, quando ancora, pensate un po', la storia contemporanea non era nemmeno disciplina di insegnamento universitario, perché tale sarebbe divenuta soltanto all'inizio degli anni 60 dello scorso secolo a Firenze
con Giovanni Spadolini. Quindi da questo punto di vista diciamo che costituisce un'eccellenza, così come costituisce un vero e proprio monumento la biblioteca in sé, l'edificio in sé. La biblioteca come raccolta, intesa come raccolta bibliografica, nasce nel 1927. La Biblioteca Auriani, l'edificio, festeggia a settembre di quest'anno i 90 anni e fa parte integrante, anche se questo a Ravenna viene sempre più o meno dimenticato, fa parte integrante e coessenziale della zona dantesca. La zona dantesca di Ravenna, la cosiddetta zona del silenzio, viene inaugurata nel settembre del 1936 contestualmente all'apertura della biblioteca, che all'epoca non si chiamava Biblioteca Auriani ma si chiamava Biblioteca Mussolini, ma qui mi fermo perché entreremmo in un discorso veramente molto lungo. Come istituzione culturale la Biblioteca Auriani conserva fondi molto preziosi, il più importante di tutti, quello storico della Biblioteca Mussolini, che costituisce dal punto di vista bibliografico la raccolta più importante sul fascismo italiano in Italia e in Europa. Fondi archivistici, qui mi fermo perché mi dovrei addentrare nel discorso sugli archivi del Novecento, ma ci vorrebbe un'altra ora almeno a disposizione, ma che è un po', diciamo, quello che costituisce un po' il vulnus per quanto riguarda la valorizzazione delle nostre collezioni. Comunque fondi archivistici di grandissima importanza per la storia locale, ricordo soltanto l'archivio storico della CGIL, quindi della Camera del Lavoro di Ravenna, l'archivio storico della Federazione Provinciale del Partito Comunista Italiano, una parte dell'archivio della Federazione Provinciale del Partito Nazionale Fascista. Quindi tutti fondi che, voi lo capite, dal punto di vista della storia locale, disciplina negletta in ambito accademico, ma degnissima invece dal punto di vista storiografico e fondamentale per la memoria storica di una comunità, rivestono grande importanza. Voi tenete presente, io faccio sempre questo esempio, che la quasi totalità dei volumi sulla storia politica, sociale di Ravenna nel primo e secondo dopoguerra, pubblicati negli ultimi 30 anni, si basano per il 90% sui fondi conservati presso il Centro Archivi del Novecento che la Fondazione Casa di Oriani gestisce insieme all'Istituto Storico Provinciale della Resistenza. Con questo ho chiuso la presentazione dell'istituzione. Vi dicevo, noi siamo una fondazione di diritto privato, quindi tutti i dipendenti della Fondazione Casa di Oriani, compreso il direttore, che non è un dirigente ma un quadro, sono inquadrati dal contratto nazionale di Federculture, che è un contratto rivolto agli operatori del settore culturale in senso ampio. Per esempio, tutti i dipendenti della fondazione culturale probabilmente più importante, anzi senza probabilmente più importante di Ravenna, che è Ravenna Antica, sono inquadrati con il contratto nazionale di Federculture, contratto che tra l'altro è arrivato proprio in questi giorni al rinnovo dopo lunghissima e feroce contrattazione, che presenta numerose criticità, ma che sostanzialmente credo si possa dire è un buon se non ottimo contratto. Il nostro organico è un organico ridotto perché l'istituzione è un'istituzione molto importante, è un monumento, ma insomma le risorse sono quelle che sono e quindi siamo in tutti, compreso il direttore e compresa l'amministrazione, 5. Vi dico soltanto che non più di 10 anni fa eravamo più del doppio e questo ve la dice anche sui tempi che stiamo correndo, ma insomma cerchiamo di fare il meglio delle nostre possibilità con le nostre risorse. Mi collego al discorso molto importante che faceva la direttrice dottoressa Masi. La nostra ultima acquisizione
è proprio una vostra ex collega, laureatasi nelle vostre discipline, che è entrata in Oriani dopo avere servito in Oriani per molto tempo con una cooperativa, in questo caso una cooperativa non multiservizi, ma una cooperativa specifica riservata all'ambito bibliotecario. Diciamo che rispetto a una biblioteca pubblica, una biblioteca comunale, una biblioteca statale, le nostre modalità di selezione non sono meno serie perché sono rigidissime, ma sono diverse, nel senso che sono disciplinate da delle modalità che vengono decise a monte dal Consiglio di amministrazione, dal quale io stesso dipendo, che è, come dire, il mio datore di lavoro, lasciando un certo margine di discrezionalità, oneri e onori al direttore. Quindi, come dire, credo di avervi illustrato una realtà cui finora mancavano nell'ambito di questa giornata le coordinate. Che dire, io mi auguro che da qui ai prossimi anni si aprano delle prospettive di sviluppo e di crescita anche per la nostra istituzione, e quindi che si possa arrivare a incrementare ulteriormente il nostro organico, perché vi garantisco che ne avremmo estremamente bisogno. Chiudo proprio per l'organico, diciamo, ridotto che abbiamo. Noi chiediamo ai nostri dipendenti, che devo dire rispondono con entusiasmo, a cominciare dal direttore, una flessibilità, ecco, credo che si possa e si debba dire anche questo, ovvero di non fossilizzarsi troppo sul mansionario, perché ci può essere bisogno di fare tutto tutti. A volte anche il direttore si mette al pubblico, a volte anche il direttore, anzi più di una volta il direttore si è occupato dei traslochi, nel senso proprio materiale del termine, con tanto di mal di schiena e dolori alle ginocchia. La collega di cui vi dicevo prima essere entrata in Oriani tramite cooperativa, abbiamo scoperto in corso d'opera essere bravissima a gestire il programma di grafica Canva, il che ci ha risolto non pochi problemi, perché adesso la maggior parte delle locandine che riguardano le nostre iniziative culturali le progetta lei, naturalmente sulla base delle mie informazioni, il che ci ha consentito anche di risparmiare sulle spese di grafica. Quindi questo per dirvi che la Biblioteca Oriani è anche una scuola di vita che può insegnare a lavorare a 360 gradi, e quindi a farsi un'idea a 360 gradi di cosa voglia dire il mondo del lavoro. Grazie. Grazie a voi, grazie. Mi sembra di poter sintetizzare, molti dei relatori di questa seconda sessione hanno posto l'accento proprio sull'elasticità, la flessibilità, il dialogo tra le discipline, le conoscenze, quindi mi sembra veramente molto interessante. Chiedo a Rosenda Arcioni-Mieri di raggiungermi qui a fianco, perché chiudiamo con un archivio di impresa. L'archivio di impresa è un po' particolare, perché come chi di voi ha studiato un po' di archivistica, sa che gli archivi di impresa sono differenti dagli archivi degli enti pubblici, se non altro perché essendo privati, se non sono dichiarati di notevole rilevanza storica, non sono inquadrati nella legislazione del codice dei beni culturali. Ecco, qui di fianco a me c'è, come vedete anche da Teams, Rosenda Arcioni-Mieri. Allora, è d'obbligo una presentazione, intanto perché abbiamo invitato Rosenda Arcioni-Mieri, non è soltanto il soggetto produttore di un archivio di impresa, ma è Rosenda Arcioni-Mieri, adesso la definisco come stilista,
anche se riduttivo, secondo me, questa definizione. Rosenda Arcionimir ha avuto un atelier di moda a Parigi per molti anni, 20 anni, e si chiamava Le Cashmirian. Questa mattina vi presentiamo, abbiamo anche una presentazione PowerPoint che scorrerà sotto il dialogo che facciamo con Rosenda. Ma quello che il motivo per cui Rosenda Arcionimir è qui, perché la sua collezione, il suo archivio, che è una collezione d'arte tessile, come lei la vuole, no, non sbaglio, è una collezione d'arte tessile, è quello che Rosenda Arcionimir ha selezionato per essere tramandato. E secondo me, poi lascio subito la parola, ha un valore molto importante in questo momento della nostra vita, perché si parla molto di sostenibilità della moda, ne parlavamo prima, e il processo produttivo e creativo di Rosenda Arcionimir è stato fin dall'origine anticonformista rispetto alla produzione della moda e dell'industria creativa della moda come è fatta oggi. Il carattere del fenomeno della moda oggi va verso l'ultra o iperconsumismo, non so come chiamarlo, e l'archivio d'impresa di Rosenda Arcionimir aiuta a riflettere invece su un altro sistema, un altro metodo di lavoro che può essere recuperato, perché Rosenda Arcionimir è la testimonianza nell'ambito dell'alta moda, naturalmente, quindi con varie declinazioni, però ci può ispirare e far riflettere sul fatto che dobbiamo recuperare non solo una dimensione umana, ma la valorizzazione della produzione e dell'artigianato, che è sapere artigianale, che è conoscenze. E allora ritorno anche al dialogo tra le discipline e anche la creatività, la produzione artigianale, di cui oggi non vediamo più niente in ciò che ci mettiamo addosso quotidianamente, ha una storia. E allora gli archivi d'impresa della moda servono anche a raccontare una storia che stiamo perdendo definitivamente, e gli archivi in questo momento sembrano essere l'unica risorsa che abbiamo per riflettere, per non dimenticare che ciò che mettiamo è il frutto di un'idea, ma anche di un sapere artigianale che gli archivi raccontano. Allora ti lascio presentarti, io se vuoi faccio scorrere, sì, fai scorrere, le immagini. Perché visto che è anche un po' tardi, io vorrei portarvi a fare un viaggio. È un viaggio che parte ai piedi dell'Himalaya, in Kashmir, che è una valle himalayana piena di laghi, di fiori di loto, meravigliosa, che ha vissuto comunque 30 anni di confrontazioni e di guerra. È un paese al quale sono profondamente legata perché ho sposato un uomo che viene da lì. E essendo io una stilista formata al Fashion Institute of Technology di New York, arrivare lì è stato per me come per un bambino andare a cadere dentro un vaso di miele. Ci sono i tessuti più belli del mondo in quella regione, molto sotto attacco da un consumismo rampante, da un desiderio di modernità che naturalmente si rispande in tutto il mondo. Però io ho avuto la fortuna di arrivare in un momento in cui l'artigianato era ancora molto potente, le donne in Kashmir filano un filo meraviglioso tratto da una materia che chiamano pashmina. Forse voi avrete sentito parlare di pashmina come degli straccetti che si trovano al mercato, ma in realtà il pashmina viene da una parola farsi, persiana, che vuol dire la bella lana, ed è la bella lana perché è la peluria che viene dalla capra Irkutsk, che vive a 4.500 metri sull'Himalaya. Le donne del Kashmir sono le sole al mondo a saperle filare a mano e fanno un filo più sottile di un capello. La storia dello scialle del Kashmir è profondamente legata alla storia di questo popolo e non a caso se ne parla ancora oggi. Io ho avuto la fortuna appunto di avere accesso a questo tipo di lavorazione e a questo popolo,
e per me è stato veramente il filo d'Arianna che mi ha permesso di muovermi nel labirinto di una cultura che mi era completamente straniera. Ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandissimi maestri che in paesi come il Giappone sarebbero chiamati tesori viventi, ma che in India invece non hanno un grande rispetto, se non a livello spirituale. Sono spesso chiamati a dirigere la preghiera, sono persone pie perché lavorare con le mani e salmodiare, come fanno spesso, permette loro di avere una centratura interiore. A me tutto questo ha affascinato tantissimo, anche perché naturalmente rappresentava anche il mio mondo, no? Un mondo che avevo abbracciato. E attraverso l'incontro con gli artigiani e con questa cultura sono riuscita a creare delle stoffe, degli abiti che erano una traduzione di un saper fare, di una cultura per una clientela occidentale. E per fare questo ho avuto la fortuna di essere a Parigi, nel cuore di Parigi, a Rue de Tournon, che è la strada che sale verso il Senato, verso il Jardin de Luxembourg, e subito abbiamo attirato una clientela di conoscitori e di collezionisti che ci hanno sostenuti per 20 anni. Dopo 20 anni ero stanca, mi ero interessata moltissimo al lavoro interiore, come dico io sono passata dalla seconda pelle alla pelle reale, no? Al nostro vissuto interiore, e ho deciso di chiudere le Cashmere portando con me una collezione importante di quasi 900 pezzi, di stoffe, abiti e tanto sapere intorno a questo lavoro. E naturalmente a questo punto arriva il bisogno di trasmettere. E la fortuna ha voluto che ho incontrato la professoressa Tosi Brandi, che ha capito l'importanza di questo archivio, perché indipendentemente da me è qualcosa da trasmettere, perché non sappiamo quanto tempo ancora questi artigiani faranno questo lavoro. I miei artigiani quasi tutti non ricamano più e non tessono più, perché non c'è più la domanda. Quindi occuparsi di questo archivio per me è diventato molto importante. La vita mi ha portato in Umbria, io sono marchigiana al confine con l'Umbria e abbiamo preso una casa ormai 16 anni fa, che era la nostra casa di campagna e che adesso è diventata invece il nostro luogo di vita. E abbiamo anche trovato un'officina in disuso che abbiamo restaurato e che è diventata il luogo dell'archivio, e non solo, facciamo anche tante attività associative e culturali. Dal 2021, l'anno in cui abbiamo aperto, abbiamo avuto 2 tirocinanti, una ragazza svizzera che veniva da una formazione di sustainable fashion a Berlino e che si è appassionata tantissimo al lavoro che ha visto, perché conosce il tessile, conosce il cucito, la struttura di un abito, ma si è anche appassionata alle storie che ci sono dietro. Questo è un lavoro in cui ci avviciniamo a una spiritualità, a una cultura, a una storia molto particolare. E per me è molto importante trasmettere tutto questo. Abbiamo avuto una seconda tirocinante, grazie alla professoressa Tosi Brandi, che ha fatto la sua laurea attraverso il lavoro su questo archivio e che ha passato con ottimi voti. Allora, la realtà del nostro archivio è una realtà molto semplice. Siamo in campagna, offro agli studenti una casetta tutta per loro, che però è vicino al nostro casale, quindi c'è una possibilità di scambio. C'è un incontro con la comunità locale perché si fanno attività, si fanno incontri, si fanno concerti e soprattutto c'è una presenza costante che è la mia per accompagnare il lavoro del tirocinante. Sarebbe bello che qualcuno di voi venisse a trovarci e stare un po' con noi e lavorare su questo archivio. Noi abbiamo già, come vedete, catalogato tutta la parte in pashmina, che è la parte in lana di Kashmir, ma c'è ancora tanto da fare. C'è il cotone Khadi, quello che Gandhi chiamava la stoffa della libertà, c'è la seta broccata di Benares che si infiamma alla luce. Ci sono tanti abiti che sono creazioni uniche. Io ho sempre avuto un'idea del lusso che è l'unicità e la qualità e il valore della materia. E quindi anche lì c'è una riflessione da fare sugli abiti, sull'abitare la propria personalità e anche sul corpo della donna. Io non facevo mai taglie, per esempio, cioè non mi piace che una donna debba essere una 42, una 44, una 46 e magari soffrire perché è aumentato il numero. Quindi sempre abiti fluidi, seguendo un po' la lezione dell'India.
e tante riflessioni sia sulla struttura. Io ho sempre drappeggiato, per esempio, quindi anche se ci sono i cartamodelli, sono cartamodelli che partono da un abito che è stato drappeggiato, quindi è stato scolpito in modo tridimensionale. Cioè, questo è un tirocinio che noi offriamo a un appassionato di viaggi, di stoffe e di creatività, perché penso che se c'è una cosa che riesco a passare anche quelli più grandi. Sì, venite tutti. Noi siamo solo che felici di accogliervi. Ecco. Poi in Umbria, vero? Sì, a 2 passi da Castiglion del Lago, sento dire. È un posto molto bello. Sappiamo che significa vivere in quella connessione. Esatto. Infatti io non ho scelto veramente questo luogo, cercavamo una casa così, però adesso quando ci penso mi dico che mi va benissimo l'Umbria, perché è uno dei posti in Italia in cui si resiste, secondo me, un po' a questa materializzazione della vita, no? E quindi sì, faremo un'altra bella mostra, come ne abbiamo fatte alcune, tirando fuori alcuni di questi capi, e poi sarebbe bello che veniste a farci una conferenza e parlare di cose che vi stanno a cuore e che ci stanno a cuore, soprattutto per trasmettere a voi giovani la capacità di inventarvi la propria vita. Io se posso testimoniare una cosa è proprio quella. Ti danno i limoni, fai la limonata. Mi trovo a vivere a Monteleone d'Orvieto, un posticino dove ci sono 500 abitanti nel paese, però inventati qualcosa, fai qualcosa della tua passione. Tutti hanno parlato di passione perché credo che sia proprio di questo che si tratta. Quando si è appassionati si riesce a fare bene quello che si fa. Allora trovate la vostra passione e seguitene il filo, vedrete che tesserete una bellissima vita. E ecco qua. Grazie. Avete capito che c'è un archivio che è disponibile per essere studiato, ma questo archivio ha molte storie da raccontare, una storia che non è una storia italiana in senso stretto, ma è una storia che parte da lontano, ma da cui veramente si possono trarre delle importanti ispirazioni per il futuro della moda italiana e nel mondo, secondo me. Questo archivio, questa collezione che tu hai in questo luogo di cui ci hai parlato, ha anche una biblioteca che attende di essere catalogata, ed è una biblioteca unica nel suo genere, perché raccoglie la storia di lavoro e di tanti incontri che Rosenda Arcioni-Mira ha avuto nella sua vita e che continua ad avere. E ci sono anche tanti libri rari che non si trovano da nessuna parte, perché durante il mio lavoro ho collezionato libri legati al tessile indiano, quindi ci sono anche dei libri molto importanti. Venite a vedere. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie. E noi con questo intervento abbiamo concluso. Ringraziamo i partecipanti che sono rimasti fino a questo momento. Speriamo di avere risposto ad alcune domande. Se comunque c'è qualcuno che da Teams ha qualche dubbio, vuole fare una domanda, possiamo lasciare acceso ancora 5 minuti forse. Ci sono delle domande dal pubblico qui? Sì. Prego, la dottoressa Giubbini vorrebbe fare una precisazione. Venga qua. Venga. No, ma proprio velocemente. E invece ragazzi credo che interessi le opportunità lavorative che non sono solo quelle dei concorsi. Microfono e telecamera accesa, se vuole Sì, sedersi così. non sono solo quelle dei concorsi pubblici per il Ministero della Cultura o per i vari enti pubblici. Fra l'altro la pubblica amministrazione e il Ministero della Cultura assume anche attraverso ALES, che è una società in-house e che assume appunto archivisti, bibliotecari da funzionari, oltre che altre, ma soprattutto vi faccio che c'è tutta una serie di archivi privati legati al mondo delle fondazioni culturali che nascono dall'impresa, che sta crescendo moltissimo. Sono archivi del Novecento variamente, diciamo,
di tante tipologie, andiamo appunto dagli archivi di impresa, e le imprese sono tante, agli archivi delle banche, delle assicurazioni, agli archivi di architettura, e quindi tanti archivi fotografici. Pensate alla Fondazione Alinari, archivi, voi avete vicino a Bologna il centro, l'equivalente dell'Istituto Luce, scusate, non mi viene, Cineteca di Bologna, quindi ce ne sono veramente tante le tipologie, sono anche tante le offerte, le possibilità di specializzarsi, e tante anche diverse offerte di lavoro. Ovviamente sono quasi tutti, sarete liberi professionisti, avete una vostra partita IVA. Però non sarete sempre e solo dipendenti di multiservizi, che fa la differenza, solo questo. Prima che scappate domande. Vieni a dirlo. Scusate, una testimonianza a proposito, una lancia spezzata alle cooperative multiservizio. Sì, per quanto riguarda il lavoro, cioè l'apporto degli appalti alle cooperative multiservizi nel funzionamento delle biblioteche, anche l'Università di Bologna ha un grosso appalto del 2021, però il nostro attuale dirigente delle risorse umane e precedente dirigente appunto dell'area delle biblioteche ha ottenuto un minimo salariale equiparato alla qualifica di collaboratore. Quindi all'Università di Bologna si può lavorare anche attraverso le cooperative, però con uno stipendio dignitoso, almeno equiparato a quello del livello di accesso base, del profilo professionale base, che è quello di collaboratore. Meno male, grazie di questa precisazione. Si può. Non le cose umane, ma la prossima gara la farò anch'io. Bene. Ci sono domande? Prego. No, allora io, siccome comunque rimanete qua tutti perché ci sono domande, non so a chi è rivolta la domanda. In realtà un po' a tutti coloro che hanno parlato, perché allora abbiamo comunque fatto diciamo un bel recap di tutte le offerte che più che altro sono più incentrate sul tirocinio, ok? Però diciamo essendo in magistrale io vedo più il tirocinio già come un qualcosa di molto formativo verso la parte poi lavorativa. E abbiamo parlato quindi anche di tutto il contesto legato alle mostre in cui si fa proprio vedere anche il lavoro che viene fatto dalle biblioteche, dagli archivi, dai musei, eccetera, eccetera. Quindi se per vedere queste mostre si potrebbe avere qualche informazione in più, anche magari poi per scegliere il tirocinio giusto, che poi ci può inviare verso la giusta strada lavorativa, insomma dei progetti che... Cioè vorremmo vedere le mostre realizzate, sì, ciò che è stato fatto, istituzioni, degli istituti, ciò che è stato fatto, ciò che deve essere realizzato per entrare un po' più nell'ambito. Per quanto riguarda la Cassenso, sul nostro sito trovi anche, c'è una parte che si chiama Succede in biblioteca, che sono le cose che abbiamo in programma prossimamente. Sotto c'è un link che è l'archivio di quello che sta facendo, quindi dal sito poi Ma ci sono anche delle mostre, diciamo, in programma, anche mi riferivo magari anche a questi. Sì, noi facciamo delle mostre regolarmente, facciamo anche laboratori, ecco, e anche scrivere ai vari istituti. Cioè, posso intervenire dal punto di vista tecnico per quanto riguarda i tirocini? Voi sapete che avete la piattaforma con tutte le proposte e quello, poi capisco la domanda che dice rispetto a quello che si muove agli istituti, alle istituzioni di cui parliamo, sono solo una rappresentanza, no? Ogni volta in questa giornata delle professioni, perché è chiaro che la realtà è, vabbè, non mi tenere fitta, pazienza. La realtà è talmente vasta che quello che noi vi vogliamo presentare di anno in anno è una rappresentazione delle tipologie, degli ambiti e dei settori. Poi, grazie al cielo, internet ormai ci mette a disposizione di tutto. Quello che è in previsione, è chiaro che quello che è in previsione è qualcosa in incubazione che non viene esposto e mostrato, però sulla base di quello che voi vedete vi potete muovere per scrivere e chiedere informazioni e sapere
c'è qualcosa in procinto nel quale potrei inserirmi con un tirocinio, perché le proposte che voi vedete nella piattaforma sono quelle sicure, esposte, inviate. Vieni qua, Maria Laura. Vabbè, tanto ormai stiamo discutendo fra noi. Queste sono informazioni Però loro importanti. possono scrivere e sapere su che possono inserirsi, possono scrivere e dire io ho interesse, che ne so, nel comparto digitale, e chiedere appunto se c'è un progetto che si può anche strutturare ad hoc, perché spesso, cioè, la realtà è molto flessibile. Quindi sta anche a voi, cioè noi vogliamo anche in qualche modo, come diceva la professoressa Tosi Brandi prima, stimolare la vostra fantasia e creatività, e come anche nell'ultimo intervento è stato detto, il percorso alla fine si costruisce. Cioè, quando noi diciamo il piano didattico è molto vario e molto libero, lo abbiamo impostato così in maniera innovativa, e questo ci sta dando una grande risposta, anche perché la realtà è talmente, cioè, fluida e mobile, che voi, in base ai vostri interessi, ma anche in base agli incontri come questo di oggi, alle relazioni, si accende una lampadina, cioè il percorso è talmente lungo che non è che quello che farete oggi come tirocinio deve essere la destinazione finale. Non c'è una destinazione finale in realtà. No, certo, però Cioè anche lavorativamente, cioè avete tutte esperienze che sono esperienze di vita, dimostra come cominci in un modo e poi... Certo. Ad esempio, io vedo molto il tirocinio come un primo appiglio, perché chiaramente anche parlando di concorsi, abbiamo parlato dei concorsi che servono comunque molte qualifiche, serve il servizio civile, serve tanto comunque, tanta esperienza per arrivare, chiaramente se si vuole arrivare a un certo tipo di risultato. Però, insomma, vedere anche il tirocinio come un preinserimento al lavoro, a quel lavoro, insomma, non è... È una prova, attenzione, sì. Lì è una prova di, non tanto, cioè, soltanto di competenza specifica, è una prova di inserimento in un contesto di lavoro. Poi, cioè, la specificità la ritaglia anche a seconda delle occasioni, oltre che degli interessi, però quello è un momento d'approccio ad un contesto di lavoro che, come anche diceva il dottor Luparini prima, vi impone anche flessibilità, vi impone capacità di entrare in contatto con gli altri, di lavorare in team, ma di fatto un contatto relazionale umano, collaborazione, propositività. Cioè deve svilupparvi quelle che chiamiamo competenze trasversali, che non è che siano, cioè, far chissà che cosa. La competenza trasversale principale è quella della flessibilità, della voglia di mettersi in gioco. Sì. Poi dopo alle volte costruite voi una protezione, cioè anche all'interno di un'istituzione che è molto tradizionale come radicamento, cioè quello che a noi interessa è quello che stiamo riscontrando che sta accadendo da parte di chi come voi esce, si inserisce nelle varie istituzioni, è che diventate propositivi proprio in base ad un'esperienza che chi sta già lavorando dentro l'istituzione spesso non riesce a fare, perché ovviamente è inquadrato in dei tempi, in degli obblighi, consegne, eccetera. E quindi proporre, cioè dal mondo fuori che avete visto, io penso all'Erasmus, che non è solo formazione quando mi scrivete, ma qui archivistica digitale fatta in un modo, ma chi se ne importa, voi andate a fare un'esperienza che è culturale nel senso più ampio, certo. E ve la riportate a casa, perché se vedete qualcosa di diverso, invece che andare a confrontare con il nostro, cioè lo riportate indietro e potete proporre e far camminare anche le nostre istituzioni al di fuori poi dai loro confini più Poi ci rigidi. siamo anche noi professori, che se avete delle idee noi ve le appoggiamo attraverso le nostre discipline, collaborando con il territorio. Per fortuna c'è anche questo rapporto quotidiano con progetti che potete guardare dal sito, naturalmente delle biblioteche, ma anche Alma DL, quanti progetti, e poi li possiamo costruire insieme proponendoli. È qui che scatta la vostra autonomia e grado proprio di propositività, andando anche a cercare nelle raccolte, nelle collezioni, se c'è qualcosa che vi interessa che potrebbe valere la pena per essere studiato, ma poi anche che è un'occasione per farvi anche appassionare, no? Il divertimento in questo genere di lavoro deve ispirare anche. Esatto. Grazie. Massimiliano, il professor Bassetti, se voleva la parola, perché
il ciclo di seminari di Carte di Libri e dintorni, la giornata delle professioni è organizzata appunto da tutti e quattro, e siccome è poco visibile in fondo, poco visibile, ma io invece avevo un osservatorio perfetto. No, vista l'ora, Fiammetta, non c'è nient'altro da fare se non ringraziare davvero tutte le relatrici e tutti i relatori che hanno offerto uno spaccato, secondo me, utilissimo. Poi naturalmente va declinato, va approfondito, va ritagliato secondo le vostre esigenze, che vi invito anche adesso a far sentire capillarmente. L'ha detto adesso Elisa, e io lo ribadisco, dovete incalzarci, e questo ci mette in condizioni di aiutarvi nella ricerca di una direzione che certo non è facile. È stato molto bello lo spaccato che abbiamo offerto, non so quanto rassicurante, nel senso che sono professioni, quando diventano professioni comunque fragili, con delle peculiarità assolutamente riconoscibili. Però questo è un aspetto, come dire, che credo non possa oggi demotivarvi se la motivazione l'avete trovata in partenza, anzi questo deve rendervi, se possibile, più agonistici. E secondo me questo voleva significare lo spaccato che oggi vi è stato offerto, che è parziale, frammentario, e Dio solo sa quello che vi verrà in mente per, come dire, aprire dei sentieri che noi neanche riusciamo a immaginare invece. Dunque, grazie a quante e quanti ci hanno portato una voce dal mondo di questi esercizi concreti, delle idee teoriche che noi vi forniamo, ma grazie soprattutto a Lucia Sardo, a Elisa Tosibrandi, a Fiammetta Sabba, che con una dedizione, io sto sempre, quindi il ringraziamento per me non serve, invece serve per voi che fate un lavoro enorme e che non si esaurisce in questa circostanza, ma ripeto, deve veramente costituire la sponda per tutti voi, per continuare a cercare il meglio da quello che queste stanze possono offrirvi. Quindi forza, che lavoriamo tutti insieme perché voi possiate lavorare.